verbale. Signor Vassallo, buongiorno. Le farò ancora pochissime altre domande a completamento del controesame che abbiamo svolto la scorsa udienza. Volevo chiederle, lei con le sue società in che periodo ha avuto problemi per quanto riguarda il rilascio della certificazione antimafia? Vassallo, non la sentiamo. Non si sente. Ci provo, ma non lo so se mi sentite. Adesso sì. Allora, per quanto riguarda i problemi che ho avuto per la certificazione antimafia è stato quando avevo l'appalto con la sedia sud al comune di Orte di Atella. Il periodo sinceramente non ricordo con esattezza, però ricordo che è nato al comune di Orta di Atella. Il certificato ostativo. Potrebbe essere tra il 99 e il 2000? No, non credo. C'è stato il passaggio di cantiere immediato tra la sedia sud e il consorzio Caserta 2, quello era il periodo, poi con esattezza la data non la ricordo, però ci dovrebbero essere degli atti, dei verbali. Ho capito. Senta, ma lei ricorda di essersi rivolto al signor Andreozzi per ottenere il rilascio della certificazione antimafia? Peraltro anche corrispondendogli del denaro in relazione a questa operazione. Ma con Andreozzi è nato il problema per l'albergo, non tanto per la sedia sud, perché con la sedia sud il sindaco Angelo Brancaccia all'epoca si assunse lui la responsabilità e ci ha affidato il servizio per 3 anni come avevamo vinto l'appalto. Mentre questo problema di Orto di Atella ci fu trasferito poi perché l'amministratore sia della Parco Hotel, che era procuratore della sedia sud, mio fratello Vassallo Salvatore, ci aveva trasferito poi lo stesso problema con l'albergo, anzi perché noi con l'albergo avevamo fatto l'accesso ai finanziamenti della 488, c'era stato approvato, però nel rilascio della certificazione antimafia ci fu questo certificato ostativo e non per la sedia sud ma per la Vassallo Parco Hotel ci fu questo problema dell'interessamento di Andreozzi. Andreozzi ci suggerì i vari passaggi di come la ringrazio, a me interessava Andreozzi e sedia sud. Allora per rinfrescare la sua memoria, dal verbale del 24 giugno 2008, pagina 6, in realtà è tutto omissato, comunque pagina 6 e l'ultimo capoverso non omissato. Già conoscevo Salvatore Andreozzi che mi aveva chiesto più volte del denaro che in 2 o 3 occasioni gli ho dato, sempre fra il 1900 e il 2000, in cambio del parere favorevole per il rilascio del certificato antimafia della Setia Sud ed altre pratiche che ci interessavano come per la 488. Quindi le fa riferimento alla data 99-2000 e all'antimafia Setia Sud. Confermo, però non ricordo il periodo sinceramente, perché era un periodo a cavallo tra le due cose, sinceramente non ricordo con esattezza la data in questione, però ricordo che c'è stato l'interessamento di Andreozzi. Quindi anche per la Setia Sud? Sì. Anche per che lei sappia è stato aperto un procedimento nei suoi confronti per questa corruzione? Non lo so. Ne tengo tanti di procedimenti in corso, sinceramente non ricordo credo per questo. Corruzione anche. Senta, rispetto alle sue società, lei quando dismette, se dismette le quote di Nova Ambiente?
Io dalla Nuovo Ambiente ne esco come amministratore unico nel periodo di giugno 92, dopo il mio arresto. Quindi mi sono dimesso come amministratore unico, ma le quote non mi ricordo poi quando le ho cedute, sinceramente. Però ricordo che il passaggio è stato fatto in carcere quando io ero detenuto, facendo la nomina a mio fratello Nicola quale amministratore unico della Nuovo Ambiente SRL. Senta, lei ricorda di aver acquisito non più come proroga, ma proprio come assegnazione in sede di gara dal Comune di San Cipriano d'Aversa, aver ottenuto l'affidamento per 3 anni, importo a base d'asta 733 milioni nel settembre del 96 per servizio raccolta, trasporto e smaltimenti rifiuti solidi urbani? Non me lo ricordo, la data non me la ricordo, ma ricordo di aver vinto la gara con un ribasso dell'1%, una cosa del genere, avevo risposto solo io alla gara. Ho capito. Qualche altra domanda di dettaglio? In relazione alla gara per la individuazione del partner, diciamo, privato, quali erano i concorrenti che Lati, Florambiente e Company poteva temere sul territorio? Campania. La Covim? No, la Covim non aveva le caratteristiche, nonostante lei non voleva comunque lasciare il comune di Castelvolturno e di Mondragone, però non era in gara per questa questione. Voleva partecipare, però non in modo così evidente come era l'Eco Campania. Ho capito. Perché nel corso di un verbale di un'udienza dibattimentale, processo Alfiero Nicola più 22, udienza 16 maggio del 2011, a foglio 38 lei riferisce che erano 2 i competitori del Lati. Non c'era soltanto la società dei fratelli dell'Eco Campania, che era una delle più grosse, ma ce n'era un'altra, la Covim di Pierino e Lello Sarnataro, che comunque erano più piccoli. Come ho detto prima, non davano problemi per quanto riguarda la gara, il problema era Ecocampani che potesse dare problemi seri a Lati, per cui c'erano queste 2, però chi dava più preoccupazione era l'Ecocampani, non la Covim, nonostante ci fosse, come ho detto prima. Senta, quanti mezzi lei come Setia Sud, anzi come ex Setia Sud, offrì e consegnò a Orsi nelle attività propedeutiche alla gara per la individuazione del partner privato? Quanti mezzi aveva la Setia Sud e quanti mezzi lei conferì ai fratelli Orsi? Allora, ai fratelli Orsi gli abbiamo dato il compattatore per quanto riguarda il mezzo meccanico per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e poi gli abbiamo dato 7-8 automezzi per la raccolta, erano alcuni 145.17 degli Antonicelli, di Mazzocchi e alcuni navette satellite per il trasferimento nei cami di satelliti, per cui erano gli F-35. Senta, e quanti erano i mezzi che aveva lei a disposizione? E chi si ricorda? Non me lo ricordo i mezzi che erano a disposizione, erano in base ai comuni che tenevamo, 7, 8, 10 automezzi, in esattezza ma non me lo ricordo con precisione quando ne erano. C'era per capire, diciamo, la percentuale di mezzi che lei mise a disposizione degli Orsi rispetto ai mezzi che erano nella sua disponibilità come parco.
Non se lo Non ricorda? ricordo con esattezza, no, mi ricordo che gli abbiamo dato tutti perché erano quelli là che avevamo dato alla Cavis di Giuliani che poi ci siamo andati a riprendere. Quindi tutti i Però mezzi, erano quasi tutti. quasi tutti i mezzi che le aveva a disposizione. Senta, Noi già avevamo smesso il servizio di raccolta come Sedia Sud, per cui adesso non ricordo se qualcuno già l'avevamo ceduto o non lo ricordo sinceramente, però già non avevamo cessato le attività per quanto riguarda mi il spiega servizio. un'altra cosa. Signor Vassallo, le fu detto, lei ebbe modo di conoscere, ebbe modo di comprendere per quale ragione non dovesse essere la Ecocampagna dei fratelli Ferraro a diventare il partner privato? Era un accordo che già era stato preso da quello che mi fu riferito nelle varie riunioni che abbiamo fatto, era un impegno che aveva preso Sergio e Michele Orsi nei confronti di Bidognetti. Sì, ma il discorso dell'impegno è a valle di un ragionamento, credo, un pochino più articolato. Le fu detto per quale motivo un accordo di questo stesso tipo non potesse essere preso con Ferraro, non dovesse essere preso con Ferraro, Ferraro non fosse interessato o si avesse l'intenzione di come dire, non continuare, non svolgere questa attività insieme a Ferraro? No, io ricordo soltanto che era stata scelta i fratelli Orsi come società e non l'Ecocampagna, per cui l'Ecocampagna non doveva partecipare a questa gara. La motivazione sinceramente non me la ricordo adesso, però so soltanto che i fratelli Ferrara non dovevano partecipare con l'Ecocampagna a questo appalto ed era stata scelta dai fratelli Orsi per questa questione del consorzio. Senta, le faccio una domanda, non so perché ne abbiamo già parlato di questo, lei ha riferito dell'attività svolta per la diciamo, formazione del bando, del capitolato di gara, ma non le fu detto che magari la preferenza nei confronti degli orsi era in realtà un effetto diretto del rapporto diretto che esisteva tra Orsi, Valente e De Biasio? No, io so soltanto che era un impegno tra i fratelli Orsi e Bidognetti. Ho capito. Affinché si facesse questo accordo. Il fatto che Valente, De Biasio e Orsi fossero, come lei ha riferito, una persona sola, che ci fosse già un accordo preventivo per l'assegnazione di questa gara ai fratelli Orsi, che ci fosse stato pare addirittura un passaggio di denaro tra Orsi e Valente per l'assegnazione di questa gara, questo lei non lo mette in relazione con la individuazione della scelta? Non ne ha mai sentito parlare? No. Presidente, mi scusi se può fare la domanda, c'è un'alternativa, nel senso che lui ha risposto non so a quale delle due domande. No, ho detto non ne ha mai sentito parlare. Sì, ma non ne ha mai sentito parlare rispetto a cosa, perché la domanda... Ma credo, poiché ha detto no, credo a nulla di tutte le cose che ho menzionato. No, perché siccome ha fatto una suggestiva cumulativa con tantissime alternative, la prevalente è quella legata al fatto che se ne aveva saputo la Regione a monte, e poi all'ultima frase... Ma è un'opposizione alla risposta? E si può essere chiarito, perché visto una richiesta di chiarimento sulla risposta. Sulla risposta così non si capisce a che cosa ha risposto. Allora, prego consigliere, anziché aspettare il riesame, se la vuole fare adesso la domanda a chiarimento, io non ho nessuna difficoltà. Sì, mi scusi, di cosa non aveva mai sentito parlare, per capirci, visto che ha già parlato, ha già riferito in ordine agli accordi che vi erano intercorsi con Valente, De Biasio e Orsi? Per la questione dei fratelli Ferrari, per l'Ecocampagna, per le altre cose io sapevo dell'accordo tra i fratelli Orsi e Bidognetti. Prego, Avvocato Montoro. Quindi mi conferma a chiudere che non ha mai sentito parlare di un pagamento, di un passaggio di denaro tra Orsi e Valente in relazione a questa vicenda? No, non ve lo confermo perché ne ero stato a conoscenza di questo passaggio di denaro. Adesso ne è stato a conoscenza, prima ha detto che non lo sapeva. Questo è l'effetto della Ma ho detto non lo sapevo per la questione dei fratelli Orsi, cioè per i fratelli Ferrari. Se mi fate una domanda più specifica io vi rispondo. Se voi mi dite in globale io vi dico
non c'erano accordi con i fratelli Ferrara per l'Ecocampania. Le altre cose, insomma, vi posso rispondere, per carità. Va bene. Allora, ancora qualche domanda un po' sparsa. Chiedo scusa, signor Vassallo, era rimasto, come dire, aperto questo tema per un discorso di completezza. Nel corso della scorsa udienza, rispondendo alla mia domanda, lei molto lealmente ha ammesso di fare uso in passato di stupefacenti. Volevo chiederle, poiché questo non gliel'ho chiesto alla scorsa udienza, quando ha iniziato, lei ha parlato solo di quando ha terminato di fare uso di stupefacenti. Io adesso le chiedo, così chiudiamo questo argomento, quando ha iniziato di fare uso di cocaina? Non me lo ricordo quando ho iniziato. Ma più o meno, cioè non è una cosa, un cambio di camicia, insomma, è una cosa che uno dovrebbe... Non era una cosa che io ero un tossicodipendente che dovevo... Cioè, quando capitava, sinceramente non ricordo quando sia capitato la prima volta, però ricordo di averne fatto uso, per carità, figuratevi se non confermo quello che è. Però quando ho iniziato non lo so. Va bene. Signor Vassallo, lei mi potrebbe spiegare al Tribunale il significato delle sigle SIGR? SIGR. Non lo so. E CIRR? Non ho capito? Como, Imola, Roma, Roma. Ha mai sentito queste sigle? Adesso non ricordo. Può darsi di sì, ma in questo momento non mi dicono niente. Tutto può darsi di sì, è sempre può darsi, e per definizione tutto è possibile. Vediamo qualche altra cosa. Senta, lei quando può datare l'inizio dei suoi rapporti con il clan dei Casalesi, dei suoi rapporti illeciti con il clan dei Casalesi? In che periodo lo può collocare? Io ripeto, ho iniziato già con l'interesse, la data del matrimonio, perché io ho iniziato a far parte del gruppo di Bidognetti 88-89. Perché lei in altri verbali ha parlato di 87. Rispetto, ecco, facciamo così, rispetto all'appalto al comune di San Cipriano, lei aveva già rapporti con Bidognetti? Durante l'appalto di San Cipriano, sì, perché come ho detto nei verbali precedenti, negli interrogatori precedenti, quando è stata la campagna elettorale di Cosentino, è stato Bernardo Cirillo, per cui per deduzione posso... Certo, per deduzione, ma noi qui le deduzioni, sono vietate dalla legge ai testimoni, le deduzioni. Io le chiederei una cosa però con riferimento a San Cipriano. Allora, se mi consentite di rispondervi, vi dico di sì. Di sì a che cosa, mi perdoni? Alla domanda precedente. Alla domanda che mi avete fatto prima. Perfetto. Senta, se non posso fare le deduzioni, vi devo rispondere, vi rispondo di sì. Così evitiamo le deduzioni. Ma lei comprenderà perfettamente che il Tribunale non è composto, né io, siamo sciocchi. Se lei mi dice che è una deduzione e poi mi risponde di sì, evidentemente io questo suo sì, voglio dire, lo lascio nel verbale, ma è un segno grafico, no? Sono due lettere, una perdita di inchiostro. Invece le volevo chiedere una cosa. È un chiarimento che le chiedo in relazione ai suoi rapporti con Lorenzo Diana. Quali sono stati i suoi rapporti con Lorenzo Diana? Le spiego poi perché le devo fare questa domanda. I rapporti con Lorenzo Diana non ne ho nessuno, ne ho avuto uno tranne l'aggiudicazione della gara
proprio di San Cipriano, quando nell'apertura delle buste e nel riformulare il verbale di aggiudicazione gare è trascorso un po' di tempo, per cui io, mio fratello Salvatore e qualche operaio ci hanno fatto attendere per l'aggiudicazione della gara, e poi è venuto Lorenzo Diane per chiedermi che io comunque dovevo assumere delle persone per quanto riguardava questo appalto dei rifiuti. Io solo in quell'occasione ho avuto a che fare con Lorenzo Diane. Ho capito. Le devo fare una contestazione proprio per comprendere un attimo, una contestazione un po' lunga. Siamo nel verbale del 1° luglio 2008, il trascrittivo foglio 39, da metà pagina. Lei parlava dei politici nazionali che erano appartenenti, secondo quanto lei riferito, al nostro tessuto delinquenziale. Il procuratore aggiunto chiede: come si sapeva? No, fanno parte del nostro tessuto delinquenziale, sono 10 righe sopra. Camorristico. Vassallo Gaetano è il nostro tessuto camorristico, ma dice anche il nostro tessuto delinquenziale. Non lo vedo scritto, però... Vabbè, lo vedo io, se vuole... Ah sì, è vero. Poco prima, sì. Allora, il procuratore aggiunto chiede come si sapeva, e lei risponde: si è sempre parlato che i politici nazionali, cioè i locali, sono persone loro. In campagna elettorale, quando abbiamo fatto i passaggi di cantiere per l'Eco 4, ci sono sempre state delle pressioni. Procuratore aggiunto: sempre questi 4 politici? Lei risponde: solo questi 4 politici. Poi c'è una domanda specifica del procuratore aggiunto: di altra sponda politica non sa di nessuno? Lei dice niente. Il pubblico ministero, dottor Conso, che si intende per essere? Lei risponde e aggiunge: tranne queste persone, personalmente, ho già riferito per quanto riguarda il comune di San Cipriano, Lorenzo Diana. Allora volevo capire in che contesto avesse riferito, visto che si parla di persone che fanno parte del tessuto delinquenziale e o trattino camorristico, e ha parlato di questi 4 politici, perché ha inserito accanto a questi 4 politici il riferimento al comune di San Cipriano e a Lorenzo Diana, perché dal verbale non si comprende. C'è una domanda specifica su questo, non viene fatta. Mi oppongo all'opposizione perché si comprende dal verbale. Francamente non chiedo che cosa si chieda all'esaminato circa per quale motivo ha detto questo nome. No, non ho chiesto io ho detto che cosa è riferito. Di altra sponda su politica questo. non sa di nessuno, punto di domanda, niente. Che si intende per essere, tranne queste persone, personalmente. Ho già riferito per quanto riguarda il comune di San Cipriano, Lorenzo Diana. È riferito a di altra sponda politica non sa di nessuno, punto di domanda, niente. E poi specifica. Non ho capito qual è la questione. No, io vorrei comprendere. Sull'altra sponda politica... Dice niente e poi aggiunge: tranne questi 4 ho riferito di Lorenzo Diana del comune di San Cipriano, poiché parla dell'altra sponda politica, chiaramente. Certo, ma il contesto è continuativo. Allora volevo capire se il riferimento a San Cipriano e a Lorenzo Diana riguarda l'altra sponda politica, appunto, oppure se riguarda l'altra sponda politica in relazione ad attività che il signor Vassallo ha reso, perché a questo punto parlare di altra sponda politica poteva parlare e menzionare un qualunque politico appartenente al centrosinistra. Vorrei capire per quale motivo in questo contesto il signor Vassallo ha fatto questa precisazione. Presidente, mi oppongo alla domanda. Può essere ricostruito il fatto storico eventualmente che ha già accennato il collaboratore di giustizia, e poi una volta ricostruito il fatto storico, come peraltro ha già palesato, si può fare una domanda, ma certo sul collegamento psicologico di un fatto storico ad una domanda francamente mi sembra singolare. Racconterà il fatto e a quel punto qualcuno farà le dirette inferenze. Se si chiede il collegamento rispetto a una domanda al test, a qualsiasi test, prima si rappresenta il fatto e poi eventualmente si specifica ulteriormente il fatto laddove sia rilevante, ma certo la domanda su perché ha fatto il collegamento peraltro a un dato chiaro che riporta di altra sponda politica, quindi chiaro il riferimento, francamente ritengo che non sia possibile formularla in questo modo la domanda. Le ragioni del collegamento psicologico di un fatto a una domanda. Non è un collegamento psicologico. Va bene, vedo che sulla pertinenza non ci sono obiezioni.
tipo diciamo, sui motivi, sulle circostanze, ma in generale sulla pertinenza mi sembra che non ci sono obiezioni. Allora, se Vassallo ci spiega un poco questo riferimento che fa in quel verbale, diciamo, da dove parte, che significato c'ha, perché ha menzionato Lorenzo Diana? Lorenzo Diana l'ho menzionato per le cose che ho detto prima, per quanto riguarda quell'aggiudicazione di gara e per il verbale di aggiudicazione alla gara, quando lui mi ha chiesto del personale da assumere, solo ed esclusivamente a questo episodio. Altri non ne tengo proprio in considerazione, cioè non ho detto niente. Quindi sul punto lei sostanzialmente ha riferito, però noi non ne abbiamo contezza, su Lorenzo Diana con riferimento esclusivamente a questo profilo qui, quindi non comprendo poi effettivamente la rilevanza, quindi esclusivamente con riferimento a questo, come politico appartenente al centro-sinistra, secondo anche l'indicazione del PM. E gli altri politici appartenenti al centro-sinistra dei quali lei ha parlato negli interrogatori, se li è dimenticati in occasione di questo verbale? Perché se la logica è questa, francamente rimango un po' perplesso. Quindi l'unica occasione è che lei parlò con Lorenzo Diana perché Lorenzo Diana si informò della consistenza Presidente, dei Sedia Sud? Mi oppongo a questa dinamica di controesame. Perplessità alto, si facciano domande. L'ho fatta la domanda, quindi ne ha già parlato esclusivamente perché le chiese informazioni su Sedia Sud? No, perché mi ha chiesto informazione, mi ha chiesto di assumere personale. Cioè mi ha fatto aspettare, mi fece aspettare in aula consigliare 2 ore. E questa è la prima volta che sentiamo e non mi aveva questa, fatto il verbale. Va bene. Aveva chiesto di assumere personale. Signor Vassallo, torniamo un attimo al discorso della Caserta 4 Songhio oppure Eco 4 Songhio. In occasione della scorsa udienza io le contestai il passaggio del verbale. Ricorda, foglio 23. Allora, lei ricorda adesso che cosa in occasione di quell'incontro Cosentino ebbe a dirle? Le disse Eco 4 Songhio o le disse il consorzio Caserta 4 Songhio? Non me lo ricordo, avvocato. Non se lo ricorda. Ma lei ha ha perfetta consapevolezza delle differenze che separano il consorzio Caserta 4 da Eco 4. Quindi quando si riferisce al consorzio sa che parla del consorzio, quando si riferisce a Eco 4 sa che parla di Eco 4. Sì, però non me lo ricordo in questo momento. Voi mi parlate della contestazione fatta nell'udienza short, ma io non me lo ricordo manco la contestazione, figurate se io mica ho gli atti da potermi leggere della cosa, no, non me lo ricordo. Ma la cosa importante è che lei abbia le idee chiare, perché nel verbale, questo che verbale è? Vediamo un po'. Confermo i verbali, per carità, però sì. in questo momento se verbale, mi dite non lo verbale so. 18 giugno 2008, foglio 5. Vassallo Gaetano, di conseguenza l'Eco 4, perché il consorzio non aveva i requisiti, GeoEco e Caserta 2 era uguale a CE 4, ma chiarisco la differenza, GeoEco era pubblico, Caserta 4 invece era misto. Il pubblico ministero le fa questa domanda: quando parla di Caserta 4 si riferisce ad Eco 4 o a CE 4 consorzio? Lei risponde CE 4, il pubblico ministero, al consorzio quindi Vassallo Gaetano, sì, parliamo di Caserta 4.
Quindi quando lei utilizza l'espressione il consorzio o CE4 sa perfettamente quello di cui sta parlando. Mi conferma questo dato, che è una conoscenza, come dire, profonda in lei la differenza tra il consorzio e Eco4? O è una conoscenza approssimativa? Non me lo ricordo di che cosa ho detto sinceramente nel verbale, non me lo ricordo in questo momento. Allora io... No, ma gliel'ha letto quello che ha detto? Nuovamente... L'avvocato gliel'ha letto quello che lei ha detto? Non ha capito la domanda. Allora rifacciamo la... Voleva sapere l'avvocato questo chiarimento che lei dà in quel verbale, riferendo l'espressione che aveva sentito da Cosentino al consorzio e non al ATI, diciamo, Eco4. E su che cosa era fondato, diciamo, su un approfondimento sotto questo profilo per spiegare questa risposta, questo chiarimento che lei dà, che si tratta cioè del consorzio a cui ha fatto riferimento Cosentino nella circostanza che ha dichiarato lei. Il consorzio viene nominato da tutti i sindaci, il presidente del consorzio del 74 viene nominato in base ai sindaci di ogni comune. Forse e la percentuale... No, non era questa. Presidente, magari facciamo una domanda proprio nuovamente diretta. Io le ho chiesto, glielo ribadisco così incartiamo nuovamente la contestazione e tagliamo la testa al toro. Lei ricorda se Cosentino in occasione di quell'incontro le disse «Songhio il consorzio Caserta 4» o le disse «Songhio Eco 4»? Non me lo ricordo sinceramente. Allora, le contesto che lei disse nel verbale, che le ho già ampiamente citato, del 18 giugno 2008, sì, proprio così, «Songhio il consorzio Caserta 4». Il pubblico ministero chiede... Confermo quello che ho dichiarato. Conferma quello che ha dichiarato. Su questo punto deve essere fatta più precisione la contestazione, perché rappresento che a pagina 46 dello stesso verbale trascrittivo, alla verbalizzazione, quindi la prima parte della verbalizzazione, mio fratello fu spostato al controllo della pompa di gasolio posta presso l'impianto di deposito sito in prossimità del nuovo carcere Santa Maria Capolete. Ricordo che in quell'occasione Cosentino si è espresso, con riferimento proprio all'Eco 4, che quella città era una sua creatura. Presidente, mi perdoni. Sempre riferito no, c'è un'opposizione a questa contestazione. Songhio, e in pagina 46 ha questa prima lettura del verbale. Il Vassallo Gaetano riferisce «è una creatura mia». Sì. Quindi risponde naturalmente, diciamo, su questa lettura a pagina finale. Vassallo Gaetano risponde a una creatura mia dopo la dettatura del verbale riassuntivo. Questi atti noi non li abbiamo acquisiti, mi pare. Per precisazione, l'avvocato si era riservato di esprimere accordi acquisitivi. Io avevo proposto di acquisirli comunque secondo codice per valutare la genuinità della contestazione. Comunque, voglio dire, questo dato è ulteriormente confermato alla pagina della lettura finale del verbale riassuntivo. Nella lettura finale del verbale riassuntivo, pagina 97, quindi dopo questa prima conferma Songhio riferito a Eco 4, vi è a pagina 97 l'ulteriore verbale in cui peraltro è riferimento ulteriore per ulteriore precisazione. Rilegge lo stesso passo del verbale. Allora, ricordo che questa è la seconda rilettura finale. Ricordo che in quell'occasione Cosentino si è espresso con riferimento proprio all'Eco 4 che quella città era una sua creatura, dicendo testualmente, sempre riferito all'Eco 4, che quella città Songhio. Testualmente, chiede il PM, disse Songhio? Vassallo Gaetano sì, sempre riferimento all'Eco 4. Dunque io, avvocato Montone, io devo ammetterlo questo intervento del pubblico ministero. Perché lei sta muovendo sostanzialmente una contestazione al dichiarante, è giusto? Facendo presente un passo precedente che si riferisce alla medesima circostanza. Perfetto. Se ve ne sono altri di Presidente, segno diverso, dopo la dettatura del verbale riassuntivo. Un attimo. Dopo la dettatura del verbale riassuntivo. Quello che sia, però prima che va sottolineato. un attimo, prima che
il dichiarante risponda a seguito della contestazione, è necessario che tutte le dichiarazioni precedenti che riguardano quella circostanza siano fatte presente. Perfetto. Giusto. Il Tribunale Perché avrà a disposizione il verbale e verificherà se prima della dettatura del verbale riassuntivo Vassallo fa riferimento a Eco 4 o al Consorzio. Vabbè, queste sono questioni, diciamo, di merito. Sono questioni molto importanti. Di eventuali di merito, contraddizioni tra dichiarazioni, importanti. però io sto facendo una questione formale e di procedura. Cioè, se più sono i passi riferibili ad una circostanza e si procede a una contestazione, e allora la contestazione deve essere completa, Presidente, prima io che contesto, poi il dichiarante possa rispondere. perfettamente, io contesto il passo del verbale nel quale il collaboratore risponde alla domanda. Non contesto il passo del verbale nel quale il collaboratore assentisce alla lettura di un verbale riassuntivo dettato dal pubblico ministero, evidentemente capace di intuire quello che oltre la parola del collaboratore il collaboratore aveva in testa, perché fino a quel momento il collaboratore ha detto che riferisce il Consorzio Eco 4 sono io, perché è il controllore politico di quel consorzio, così come Lorenzo Diana è venuto a dire al collegio il CE2 dipende da me, perché lui controlla le maggioranze. Va bene, allora c'è una differenza siamo abissale. Io ho fatto la contestazione, il collaboratore ha confermato di avere detto il consorzio sono io, il pubblico ministero si è opposto, valuterà il tribunale che cosa potrà aver detto Vassallo in quella circostanza, se il consorzio o Eco 4. Vabbè, per favore, evitiamo. L'Eco 4 sono anch'io nella primissima verbalizzazione senza contestazione in dibattimento. Evitiamo. Grazie, lo faceva lei le domande, lo potevo contestare io. Le domande le ho fatte io, senza contestazione. È che avrei dovuto fare le contestazioni mentre lei faceva l'esame, pubblico ministero. Per favore, non facciamo polemiche. Io volevo soltanto chiarire il motivo per cui avevo ammesso l'intervento del pubblico ministero. Ed è un problema di procedura, non è un problema di merito poi della questione. Andiamo avanti. Presidente, mi scusi, l'unica cosa, visto che il mio intervento è stato opposizione rispetto alla modalità di contestazione di un passo anziché dell'intero passo trascrittivo comprensivo della verbalizzazione a seguito di lettura, se all'esito della contestazione diciamo, appropriata, nel senso che sono stati indicati tutti i passi delle risposte del vassallo può esprimersi rispondendo se ricorda o non ricorda ancora, ovvero se è in grado di dare una risposta. Io non intendo fargli questa domanda, no, Presidente. prima l'ha fatta, Va bene, pubblico ministero, dopo potrà farlo, dopo lei completa l'esame. Gliela farà lei sicuramente, tanto la contestazione, va bene, per favore, facciamo solo polemiche così andiamo avanti. Scusi, però la contestazione ha un senso per una domanda, la contestazione esiste in quanto si faccia la domanda. Ma aveva risposto a contestazione, aveva detto all'esito della contestazione, ha detto confermo. Leggiamo. Io sto parlando col Presidente. Leggiamo. Mi sono opposto sulla contestazione perché è una contestazione limitata a un singolo passo. Dimentico di altri due passi successivi molto significativi perché peraltro l'ultimo è a rilettura, quindi a sgombrare ogni possibile dubbio. A questa domanda il collaboratore non ha risposto perché ha risposto su una domanda monca degli altri due passi, quindi si può fare la domanda, lo posso fare certamente io in sede di esame, lo farò in sede di esame, però poiché la domanda del difensore, la contestazione era legata a una domanda del difensore, bisogna necessariamente aspettare la risposta dell'esaminato in funzione della corretta contestazione. Quindi in linea teorica è questo il momento in cui Vassallo, lei ce l'ha la risposta, sta ascoltando. Mi perdoni in tutto questo. Allora, io ho fatto la domanda, ho incartato la risposta, ho effettuato la contestazione prima dell'opposizione del pubblico ministero. Vassallo ha detto confermo il verbale. Lo leggiamo. L'intervento ha detto confermo il verbale. L'intervento del PM è in opposizione alla risposta. Non è una
opposizione alla domanda, perché la risposta era già intervenuta. Presidente, ha detto Poi lo ricordo, il PM conferma il verbale quale? Riassuntivo, quello che è stato specificato, quello ha confermato alla prima udienza. conferma quello che io ho Va contestato. bene, un attimo, Vassallo sta ascoltando. Questa è stata la risposta, però è chiaro che una corretta contestazione dovrebbe ricordare. Anche se ho capito male quello che si è detto, sto ascoltando, ma non sono riuscito a capire, perché quello dell'avvocato, il microfono dell'avvocato si riesce a capire, quello del pubblico ministero no. E allora facciamo una cosa, quando sarà il suo turno, fatemi una domanda, di nuovo io vi rispondo, lei chiarirà per questo carità. punto. Prego, avvocato Moddone, continui. Senta, lei quando ebbe modo di parlare con l'onorevole Giuliani in campagna elettorale? In quale campagna elettorale colloca l'incontro? In una riunione nel ristorante di Zinicola, sì, ricordo questo particolare, però la data non me la ricordo. Ma in che campagna elettorale eravamo? Sì, era in una sponsorizzazione che avevamo fatto una cena al ristorante di Zinicola. Ma in quale campagna elettorale era? Non me lo ricordo però sinceramente. Ancora qualche domanda? Pochissime in verità. In occasione del famoso incontro con le maestranze di San Cipriano d'Aversa, lei ricorda a quale partito appartenesse, mi perdoni, Cosentino? Non me lo ricordo. 28 agosto, foglio 3, trascrittivo. Era candidato, era appena uscito dal PS, dal PSD e si era candidato alla provincia. Questa è la sua dichiarazione. Si ricorda che ha reso questa dichiarazione? Che era appena uscito dal PSD? Ricordo che aveva cambiato partito, prima stava nel PSD, cioè Partito Democratico Popolare, ma non mi ricordo la sigla precisa. Aveva cambiato partito. Però aveva cambiato partito da poco. Ho capito. Almeno da quello che mi fu riferito in quell'occasione. Io prima non lo conoscevo proprio a Nicola Cosentino. Lei fa una campagna elettorale, fa una sponsorizzazione, credo che qualche informazione magari gliel'hanno data in maniera piuttosto precisa. Presidente, io ho un problema di tipo probatorio che chiedo al Collegio di voler risolvere, perché altrimenti ci dovremmo infilare in defatiganti contestazioni negative. Sospendiamo l'audizione da parte grazie, del Presidente, sito riservato. posso... Allora, Vassallo, chiudiamo un attimo il suo audio, poi dopo ci ricolleghiamo. Perché dipende anche dalla sensibilità del Collegio su questo punto. Ci sono molteplici, come posso dire, noi siamo abituati a leggere i verbali con gli omissis e qui ci sono viceversa nei riassuntivi tantissimi addendis, nel senso che noi abbiamo una distonia tra il riassuntivo e il trascrittivo, spesso estremamente rilevante.
allora io chiederei al collegio una indicazione sotto il profilo della metodologia probatoria, perché noi potremmo, come difesa di Cosentino, anche chiedere l'acquisizione ai soli fini di valutare la consistenza dei verbali riassuntivi. Attenzione, i verbali riassuntivi sono quelli posti a sostegno della misura cautelare, ai soli fini del metodologia di ascolto e di verbalizzazione, offrire entrambe le versioni. Se il collegio autorizza a effettuare questa produzione, che avverrà durante l'estate con tutta calma, perché poi sarà un tema eventualmente, sicuramente, affrontato ma in chiave di discussione e di valutazione del contributo delle dichiarazioni, noi ovviamente non abbiamo la necessità di infilarci in contestazioni negative se ricorda di aver detto certe cose, perché altrimenti dovrei dire: lei ricorda di aver detto questo, ricorda di aver detto quest'altro, ricorda di aver detto quest'altro, e ce ne andiamo tra una settimana. Allora, io stimolo una risposta del collegio in questi sensi. Faccio sin da adesso richiesta a fini probatori di produzione dei verbali nella forma riassuntiva e nella forma stenotipica, a margine della produzione e al netto della produzione dei verbali che si farà a fini delle contestazioni. Quindi faremo due produzioni differenti, una per documentare la correttezza e la completezza delle contestazioni fatte, un'altra per sottoporre all'attenzione del collegio queste distonie. Quindi chiedo che il collegio su questo voglia eventualmente esprimersi, perché se così ovviamente io il controesame di Vassallo l'ho praticamente completato. Credo rimangano davvero un paio di, sì, forse neanche, di domande. Era questo profilo metodologico sul quale chiedevo al collegio di volersi pronunciare. Non è chiaro il petitum, nel senso che l'accordo acquisitivo da parte del pubblico ministero ai verbali sia trascrittivi che riassuntivi di Vassallo Gaetano vi è già stato esposto. Se questo il petitum, sostanzialmente reitero l'accordo. Se non è questo il petitum, non ho capito qual è il petitum. L'accordo acquisitivo, il consenso all'accordo acquisitivo formulato dal pubblico ministero mi sembra di comprendere che abbia ad oggetto la utilizzazione probatoria contenutistica delle dichiarazioni rese. Non vi sono, sì, certo, è evidente, perché non vi sono alternative. Non vi è la possibilità di accordi, acquisitivi che non abbiano contenuto probatorio. Io non ho chiesto un accordo acquisitivo sul punto, io ho anticipato al collegio per verificare se il collegio me l'ammette da un punto di vista della prova meramente documentale, quindi senza, come abbiamo fatto tante volte, si acquisiscono le informative al netto di questo e al netto di quest'altro. Da un punto di vista di prova documentale è interesse della difesa documentare, e l'unica possibilità di farlo è la produzione dei verbali in entrambe le forme. È interesse della difesa, ribadisco, documentare come nelle occasioni nelle quali il collaboratore di giustizia Vassallo Gaetano è stato ascoltato, sono molteplici non voglio dire le interpolazioni, i chiarimenti, le aggiunte, le esemplificazioni, le spiegazioni che il verbalizzante, ovviamente in assoluta buona fede, ma violando il contenuto della parola del collaboratore, ha reso nel momento in cui redigeva il verbale riassuntivo. All'esito poi della rilettura del riassuntivo, mi pare evidente che il collaboratore sottoscriva. Se noi ci dovessimo limitare a dire vabbè, ma il collaboratore poi sulla lettura del riassuntivo ha confermato, e allora basterebbe la firma, e allora basterebbe il riassuntivo, non si chiederebbe il trascrittivo, perché il riassuntivo comunque terrebbe luogo del trascrittivo. Quindi io chiedo al collegio in questi sensi di pronunciarsi su una richiesta di acquisizione di prova documentale a questi soli fini.
a parte, e questo ovviamente sarà cura della difesa provvedervi, saranno effettuate con riferimento a ogni singolo verbale, quindi con una nota di accompagnamento che consenta una lettura rapida, saranno ovviamente effettuati depositi per le contestazioni rispetto al discorso del verbale dibattimentale. Presidente, se posso intervenire, visto che si chiama istanza processuale, questa è un'istanza probatoria. Qui vi è da parte della difesa che intende far trasmigrare a determinati fini, non neanche chiarissimo quali siano, almeno a me, dei verbali predibattimentali in relazione a delle possibili dinamiche interne dei singoli verbali. Rappresento che ovviamente secondo codice le dichiarazioni che fanno fede sono quelle che rilevano ai fini dell'utilizzabilità e della suscettibilità di vincolare il giudice ad una decisione, ovviamente come base probatoria essenziale, sono quelli resi nel corso del dibattimento. Tutto ciò che accade prima può stimolare soltanto attraverso le contestazioni la verifica del ricordo, della bontà del ricordo, eventuali ovviamente ragioni di attendibilità o inattendibilità delle dichiarazioni. Quindi l'impossibilità di poter far trasmigrare atti senza che abbiano contenuto probatorio è assolutamente inibito, perché sostanzialmente si verrebbe a creare un tertium genus di atti che è la trasmissione di un verbale di interrogatorio rispetto a un dictum del collaboratore reso in questo processo e in altri processi per cui c'è stato accordo acquisitivo, ipotizzando un confronto che non è possibile, perché in assenza di contestazione non è possibile operare un confronto, sicché questa acquisizione sarebbe sostanzialmente tanqua non esset e vincolata soltanto al caso in cui vi sia contestazione, oppure ai poteri ufficiosi del giudice per poter fare una contestazione. Siamo all'interno sempre del regime delle contestazioni e quindi a parere della pubblica accusa non è possibile procedere ad un'acquisizione per ragioni diverse dal contenuto probatorio. Laddove vi sia un'insistenza da questo punto di vista siamo al di fuori ovviamente della logica del contraddittorio. Dunque, il Tribunale rileva che le uniche due forme di acquisizione previste dal Codice di rito sono quella su accordo e convalenza probatoria degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, compresi i verbali di dichiarazione, oppure l'acquisizione per la verifica della correttezza della contestazione. Queste sono le uniche possibilità. Al di là di questo non v'è una terza possibilità, così come ha prospettato il PM. Quindi io la invito a fare tutto quello che ritiene necessario per la sua... Qualche esempio e poi... Va bene. Allora possiamo, per me, Presidente, se vuole dare l'ok alla riattivazione. Possiamo ricollegarci col sito riservato. Vassallo ci sente? Vassallo ci sente? Sì, vi sento. Bene, proseguiamo. Avvocato Montoni, prego. Allora, signor Vassallo, lei ricorda se in occasione del verbale del 28 agosto 2008 ha reso mai la seguente dichiarazione: dovevamo organizzare un incontro per il Cosentino che era uno dei nostri candidati? Presidente, ritengo non suscettibile di formulazione una domanda siffatta. Guardi, deve fare una domanda, poi se c'è un contrasto tra la risposta e dichiarazioni che risultano dai verbali contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può fare la contestazione. Presidente, mi perdoni, però io mi trovo a dover gestire delle dichiarazioni che sono
state integrate in occasione della redazione dei verbali riassuntivi. Nel verbale trascrittivo io trovo tutto, perché trovo anche la dettatura. Se vale il principio che sottoscrivendo il verbale il collaboratore sottoscrive tutto nella sua interezza, il collegio non saprà mai quali sono state le parole del collaboratore e quali sono state le parole, nel caso di specie, del vario pubblico ministero, dell'ufficiale di polizia giudiziaria, perché tutti qui hanno dettato. Questo verbale del 28 agosto è una dettatura continua, è un suggerimento continuo da parte di tutte le persone presenti. Le spiego, sono 104 pagine, 30 sono di Vassallo, 70 sono di dettatura e di suggerimenti e di integrazione e di correzione. Allora, ci penseremo, a questo punto, se la domanda non è ammessa, ci penseremo se il pubblico ministero vuole costringerci a fare un accordo acquisitivo per rappresentare il modo nel quale questo collaboratore di giustizia è stato sentito in fase di indagine, faremo... Il motivo dell'acquisizione non rileva giuridicamente, lei può farlo. Il motivo che spinge ad acquisire un atto non è che poi vale solamente a suo danno, voglio dire, può valere anche a suo favore. Può essere questo il motivo, ma non rileva giuridicamente, rileva la volontà. Questo è fuori discussione. C'è riserva di accogliere la proposta acquisitiva probatoria da parte del pubblico ministero, ma la spiego anche perché al collegio non c'è nessun intento dilatorio. La sequenza dichiarativa è talmente varia che 2 volte Vassallo, come l'orologio fermo, per combinazione la stessa cosa la dice. Questo è il senso, come un orologio fermo. Allora, ci riserviamo di esprimere il nostro consenso acquisitivo rispetto a queste dichiarazioni. Io per il resto... l'ultima domanda. Ultimissima domanda. Signor Vassallo, soltanto se lo sa che l'affidamento a Castelvolturno nel 2001 al consorzio CE4, se sa che avvenne per ordinanza firmata da Bassolino. Lo sa questo? O furono i suoi buoni uffici a procurare questo affidamento? Volevo sapere se lui sa che l'affidamento agosto 2001 comune di Castelvolturno fu disposto per ordinanza numero 399, commissario di governo Antonio Bassolino. Vassallo ha compreso? Non lo ricorda. Sì, ho compreso, non me lo ricordo se era un'ordinanza, ricordo soltanto che noi stavamo... Grazie, io non ho altre domande. Aspetti, va bene, facciamo completare la risposta. Retorica inutile, per favore. Perché è chiaro che c'è un'ordinanza a monte e non si aspetta la risposta dell'esame. No, ha detto che non lo ricorda. Ma è inutile fare una domanda di questo tipo. Vassallo, completi la sua risposta. Io ricordo che noi stavamo in un ristorante vicino al Tribunale di Santa Maria Capovetere, c'era un temporale pazzesco, ma stavo a pranzo con i fratelli Orsi, mi dissero che domani mattina dovevamo iniziare il lavoro a Castelvolturno. Io mi meravigliai, senza un'automezza, senza nessun tipo di attrezzatura, come fare un servizio del genere. Comunque li ho lasciati al ristorante e mi sono adoperato, io e un altro amico, a organizzare il servizio per la mattina. E infatti la mattina abbiamo iniziato i servizi con 13-14 automezzi. Vabbè, ma questo che c'entra con l'ordinanza di cui parlava? Non me lo ricordo se era un'ordinanza o meno. Va bene. No. Altre domande della difesa? Sì, solo qualche precisazione, Presidente. Proprio ricollegandomi... Avvocato Letizia, vero? Sì, grazie Presidente, perdonate. Proprio ricollegandomi un attimo alle domande ultime fatte dall'Avvocato Montoni. Vassallo, perdonatemi, qualche domanda tecnica in relazione, diciamo, alla preparazione del bando e quindi degli atti conseguenziali alla costituzione dell'Eco 4.
La mia prima domanda è questa: voi ricordate in che anno fu preparato il bando per la costituzione della società mista pubblico-privata? Non me lo ricordo. Più o meno? Non me lo ricordo. Non ve lo ricordate. Ricordate chi materialmente ha predisposto gli atti per la costituzione della società mista? No, non me lo ricordo. Ricordate quali e quanti erano i comuni che rappresentavano la parte pubblica? Presidente, ha già riferito... Era il bacino Caserta 4, io non me lo ricordo, erano 17-18 comuni. Ricordo alcuni comuni, come l'elenco preciso non me lo ricordo, ma erano quelli del bacino Caserta 4. Ricordate chi erano i partners privati? I partners privati era Lati Florambiente. E poi? Lati Florambiente, e poi? Chi partecipò alla gara? Lati era composto da Florambiente, Capasso Ciro e Brignola. Qual era la mandataria? Florambiente. E invece l'altro partner privato che partecipò, qual era la mandataria e come era composta, diciamo, Lati, se vi erano nati? Me lo ricordo adesso. Non ve lo ricordate? Ha detto che non se lo ricorda. Non ho sentito, ma vi ho detto non mi ricordo. Sapete dire al Tribunale quali erano i criteri di scelta del partners privato? Uno dei requisiti era quello di favorire l'impresa femminile. E ricordate solo questo? Ve ne erano altri? Ce n'erano altri, tra cui ricordo una lettera di fiduzione della banca per caratteristiche economiche e tecniche economiche di una certa rilevanza, ma adesso non mi ricordo con esattezza tutti i particolari. E voi avete parlato quindi di età giovanile. Ricordate chi fosse il socio giovane del Lati Florambiente? Le figlie di Sergio Ursi. E invece dell'altra mandataria? Presidente, se può fare la domanda, non vorrei che non capisca mandataria, nel senso ha già riferito qual era l'altra società, ha già riferito poc'anzi qual era l'altra società che era la concorrente più temibile, ne ha riferito poc'anzi, se può fare la domanda anziché mandataria, probabilmente non capisce mandataria perché... Dell'Eco Campania. Facciamo prima. Ricorda chi fosse il socio giovane? Non me lo ricordo. Scialdone le dice nulla, Scialdone Antonio. Il nome però non mi ricordo adesso, il nome mi dice qualcosa, ma non mi ricordo il particolare, non me lo ricordo adesso. Sapete dirci in che anno si è costituita la Florambiente? Non me lo ricordo. Sapete dirci chi erano i soci della Florambiente? Erano le due figlie di Sergio Ursi. Ricordate il nome? Flora e l'altra non me la ricordo. La Trea Sud SRL le dice qualcosa? Non ho capito? La Trea Sud SRL le dice qualcosa? Sì. Cosa ricordo che gestiva, la conosco, l'ho sentita nominare, però non mi ricordo adesso il contesto. E vi ricordate Lati Capeggiato, quindi sempre la mandataria, quindi dalla Eco Campania, chi erano le altre società che costituivano Lati? Non me lo ricordo. Green Line le dice qualcosa? Non me lo ricordo. Non me lo ricordate. Ferraro Luigi e Scialdone Antonio non vi dicono nulla in relazione alla Trea Sud? No, i nomi, ripeto, sono nomi che ho sentito, ma se li devo collegare in questo momento non ricordo. Ferraro Luigi non lo ricordate, non vi dice niente? Chi? Ferraro Luigi. Non avevo sentito il cognome, Luigi l'avevo sentito. Ferrara Luigi è il fratello di Nicola Ferrara. Sapete se faceva parte di questa Trea Sud?
Non lo so, non me lo ricordo se faceva parte o meno di questa Trea Sud. Sapete se la Trea Sud facesse parte dell'ATI con la Eco Campania, quale società mandataria? Non me lo ricordo. Non ve lo ricordate. Ma avete partecipato voi a questa, diciamo, strutturazione del bando? Perché mi pare che da qualche parte ho letto che voi eravate colui il quale ha, come dire, cucito un po' l'abito prima di farlo indossare alla società. Ma avvocato, era riferita alla questione dell'ATI Florambiente, non dell'ATI dell'Eco Campania. Io ho partecipato a costruire gli elementi alla Florambiente, che non aveva attrezzature, non aveva niente, non al consorzio o a società miste diverse da quello che era. Io ho partecipato, il vestito è stato costruito per la Florambiente, che aveva soltanto Florambiente SRL, basta. Cioè il vestito è stato costruito alla Florambiente per l'ATI, che poi erano tutte le condizioni da portarlo nel bando di gara. Proprio in relazione alla Florambiente, voi mi pare che avete detto che l'avreste sponsorizzata per consentirgli di accendere un contratto di conto corrente presso il Monte Paschi di Siena di Aversa, ricordate? Sì, ricordo di averlo fatto sia per, non ricordo se, comunque l'ho fatta sia per la Socom e sia per Florambiente. Quindi anche per la Florambiente. Che anno era più o meno, se ve lo ricordate? Non me lo ricordo. Ricordo che era 500, non me lo ricordo il periodo sinceramente. Era in relazione al periodo, diciamo, della realizzazione di questo abito di cui parlavamo poc'anzi, più o meno poco prima, poco dopo. Cercate di quantomeno di contestualizzarlo, seppure approssimativamente, in relazione all'arco temporale, in relazione al periodo. Non lo so, sinceramente, se era appena iniziato o si stava iniziando, la data precisa non me la ricordo, sinceramente. Non ve la ricordate. In relazione sempre, diciamo, al consorzio C4, sapete dirci quali erano le discariche utilizzate dal consorzio, quali erano le discariche cui faceva riferimento, tra virgolette, il consorzio C4? Certo, C4 smaltiva i propri rifiuti presso la discarica del Soggeri, ex Covim. Dove è situata? Prima poi a Castelvolturno. Quindi una sola discarica? Sì, e poi è andato a Parco Saurino. Parco Saurino. Il percolato prodotto da queste discariche, voi sapete dire chi lo smaltiva? Io personalmente per un periodo l'avevo fatto affidare a una ditta di Sant'Agnello, Antonino Ciampa, una cosa del genere, per la raccolta degli ipercolati da queste discariche. Poi non lo so se hanno cambiato o meno. Quindi non sapete se ci sono state altre ditte, eventualmente anche sponsorizzate da voi o dal clan, affinché procedessero a questa raccolta e al successivo smaltimento del percolato? Sì. C'era la società di Ucciero di Castelvolturno, sì. Che società? Come si chiama questa società? Adesso mi sfugge il nome. Mi sfugge. La Castellana forse? Dice qualcosa? Cosa? La Castellana le dice qualcosa? Sì, è la società di Ucciero, sì. Ma Ucciero chi? Ludovico Ucciero. E figli, che poi è... E figli. Potete dirci qualcosa su questa ditta? Non lo so, era una ditta da voi sponsorizzata? Mi fa una domanda che è specifica. Sì, è una ditta di Castelvolturno sponsorizzata dai bidognettiani, società che comunque operava per conto di Bidognetti in quella zona. Operava in che senso? Che significa operava per conto? Perché voi in qualche altro verbale addirittura... Era una società... Prego. In un altro verbale cosa ho dichiarato? Prego, glielo dico dopo.
Non me lo ricordo, avvocato, sinceramente, di che cosa si occupasse. So soltanto che era una società vicina al gruppo Bidognetti. E che significa vicino? Perché ci dovete far comprendere, vicino, che vuol dire? Vicino vuol dire, da quello che mi era stato riferito da Bernardo Cirillo, ci fossero soldi di Cicciotti Mezzanotte investiti in questa società. Quindi era un socio occulto Bidognetti in questa società, giusto? Io non lo so, da quello che mi è stato riferito devo desumere di sì, ma io non ho certezza di questa cosa. Ho capito. Da quello che mi fu riferito da Bernardo Cirillo, sì. Vassallo, per quanto riguarda invece l'albergo che voi avete gestito sempre in Castelvolturno fino, diciamo, al momento in cui avete poi deciso di collaborare con la giustizia, la struttura urbanisticamente era in regola? Se mi può essere più specifico, se il terreno era edificabile? No, aveva tutte le autorizzazioni. Aveva tutte le autorizzazioni per poter lavorare? No, noi avevamo un'autorizzazione provvisoria per quanto riguarda il servizio antincendio, però non l'avevamo avuto, la motivazione poi era nato tutto da qua per l'impiantistica di Setola, eccetera, per cui no, non avevamo tutte le carte in regola. Ho capito. E urbanisticamente, cioè per le licenze, avete mai commesso un abuso edilizio voi? Durante la realizzazione dell'albergo? Dopo, un pochino prima della collaborazione, ricordo che c'era qualche problema del genere per quanto riguarda la sala ristorante. Sì, avevamo ampliato un pochino la sala ristorante. E vi hanno denunciato? Pareri... Siete stato deferito all'autorità giudiziaria per questo fatto? Sì. Ho capito. Avete mai subito... Avete mai subito? Durante il periodo della collaborazione ho avuto qualche problema, prima o dopo, cioè era il periodo di cui si era iniziato, poi stando in località protette la documentazione mi è arrivata dopo, per cui ricordo che c'era qualcosa in essere per quanto riguarda qualche difformità. Negli anni 2004, 2005, 2006 voi avete subito delle ordinanze di chiusura da parte del Comune? Da parte del comune di Castelvolturno su suggerimento della prefettura di Caserta, perché venne la polizia a farci un controllo, una verifica, trovò delle contestazioni per quanto riguarda il parere antincendio. Sapete dirci in quegli anni... Noi non avevamo la certificazione. Sapete dirci in quegli anni... L'anno non era 2004 perché il 2004 lavoravamo fino al 2005-2006. Penso che sia nato nel 2006 il problema dell'ineguatezza di alcuni parametri per quanto riguarda il rilascio della certificazione dei vigili del fuoco. E per quanto riguarda invece le violazioni urbanistiche, lei è stato, diciamo, deferito all'autorità giudiziaria da parte dei vigili urbani di Castelvolturno, se lo ricorda? Per quanto riguarda una difformità per la sala ristorante. Ricorda l'anno? No. Può essere 2004? No, non credo 2004, perché 2004 abbiamo inaugurato l'albergo, quindi abbiamo iniziato a lavorare. Penso che sia sicuramente dopo il 2004. Ho capito. Venendo più, ricorda in quell'arco temporale se Castelvolturno era guidato da una giunta di centrodestra o di centrosinistra? Momento non me lo ricordo chi era. Comunque io ricordo che tutte le autorizzazioni mi furono rilasciate da Scalzone. Antonio Scalzone era il sindaco all'epoca, quindi io dall'inizio della concessione edilizia all'inaugurazione della struttura, tanto è vero che adesso sto cercando di ricordarmi, invitai anche il sindaco quale amministratore locale per l'inaugurazione, venne il fratello, per cui ricordo che in quel periodo del 2004, quando è inaugurato, l'amministrazione era di Antonio Scalzone. Ho capito. Ricordate invece quando si sono svolte le elezioni comunali a Mondragone?
Me lo ricordo. Non ve lo ricordate. Vassallo, durante la vostra, diciamo, attività imprenditoriale, attività lavorativa, avete mai denunciato i fratelli Roma o fatto delle confidenze alle forze dell'ordine per fargli sequestrare degli impianti, delle attività loro riconducibili? No, non mi ricordo, io ricordo soltanto che c'è stato un procedimento penale nei confronti, quando io ero detenuto nel 92-93, per dei timbri falsi, per dell'avvenuto smaltimento che io non sapevo niente, fui interrogato in carcere da un sostituto procuratore di Roma, e in quell'occasione ho fatto delle denunce dichiarando che, insomma, quel timbro che mi stava facendo vedere in quel momento il sostituto procuratore è una bolla, non erano a firma mia e non era il mio timbro, per cui da quella mia denuncia hanno aperto un procedimento penale. Poi per farsi dichiarazione andò sotto processo mio fratello Salvatore, perché aveva riferito di non conoscere uno di quelle ditte che aveva conferito con i fratelli Orsi, per cui hanno aperto un procedimento penale che si è svolto al comune di Frascati, alla pretura di Frascati. Avete mai fatto delle confidenze alla Guardia di Finanza di Aversa sulla gestione anomala, tra virgolette, dei fratelli Roma? Non me lo ricordo, no. Maresciallo Carione Giuseppe, le dice qualcosa? Maresciallo della Guardia di Finanza? Sì, era l'amico di Alfredo Musto, sì. Ricordo, ma non ricordo di avergli fatto delle confidenze, anche perché non era affidabile, sinceramente. Quindi tendenzialmente, non ho capito, lo escludete, non lo ricordate, Non me lo ricordo, lo escludo comunque. Lo escludete, vabbè. Vassallo, voi avete mai subito il sequestro di discariche a voi riconducibili site nel comune di Giugliano in Campania? In una sola occasione ho avuto un provvedimento da parte dell'amministrazione di Napoli, che poi dopo 3 mesi mi diede l'autorizzazione a riaprire e mi diede l'autorizzazione a recuperare tutti i quantitativi che non avevo smaltito in quel periodo di chiusura. Quindi dall'autorità giudiziaria voi non avete mai subito un sequestro? Non me lo ricordo. Se per qualche cava abusiva, forse sì, da parte del sindaco di Giugliano, ma era mio fratello, l'amministratore. Non me lo ricordo sinceramente se ho avuto... Prima l'avvocato Montoni vi ha fatto una domanda in relazione agli affidamenti relativi alla gestione degli RSU a Castelvolturno. Voi sapete dirci questi affidamenti come sono stati fatti, sia attraverso l'espletamento di una gara, un affidamento diretto o attraverso altre modalità? Ho risposto prima, non me lo ricordo. Non ve lo ricordate? Non sapete niente di queste ordinanze di Facchi, delle ordinanze di Bassolino? No, non me le ricordo. Non ve lo ricordate o non lo sapete? Non lo so, non me lo ricordo. Una cosa non lo so e una cosa non me lo ricordo. Se non ve lo ricordate io ne prendo atto, se non lo sapete faccio altrettanto, però decidetevi, dico, non lo ricordate o non lo sapete? Non mi ricordo. Ecco. Sempre il collega prima le ha fatto un'altra domanda in relazione, diciamo, all'uso delle sostanze stupefacenti cui lei faceva uso. Lei durante il controesame del 17 di giugno ha detto che avrebbe provocato dei ricoveri, se non ho capito male, correggetemi se ho sbagliato, fittizi presso la clinica Veneta Grande e l'ospedale di Aversa. Voi confermate questa circostanza? Che significa avrebbe provocato? Chi avrebbe provocato? Un attimo, non risponda. Lui avrebbe cercato di fingere dei ricoveri per di chi? Personalmente, di se stesso, per avere poi eventuali future agevolazioni nei procedimenti penali a farsi per risultare o per far emergere lo status di tossicodipendenza. Allora, se non ho capito male la volta scorsa. Andiamo avanti, Vassallo ha sentito? Sì, prego, ho sentito, Presidente. Per quanto riguarda la clinica di Pineta Grande, Pineta Mare, escludo, non ho mai avuto questo tipo di rapporto con la clinica.
ho cercato durante il mio periodo di detenzione che si è svolto che è successo nel 93-94, dopo questo periodo io mi stavo cercando di trovarmi, perché i processi erano di una certa consistenza, cioè potevo avere condanne e potevo ritornare in carcere, mi stavo cercando di preparare una cartella clinica non per la tossicodipendenza, ma una cartella clinica per incompatibilità carceraria. Tramite l'amico Affonso Romei, infermiere presso la clinica Camandoli, mi sono attrezzato anche con ricoveri fasulli, fittizi, presso la clinica facendo dei day ospedali, ma comunque stando in clinica, cercando di crearmi una cartella clinica dove si dichiarasse l'incompatibilità carceraria. Sempre su suggerimento del medico della struttura, Villa Camandoli, mi ha fatto fare anche un ricovero coatto fittiziamente presso l'ospedale di Aversa, l'ospedale civile. Adesso non ricordo il nome del medico, ma ricordo di averlo indicato nei verbali, aveva un nome particolare, anche un ricovero coatto, ma io in ospedale non c'ero mai andato, sempre per crearmi. Non ricordo se la documentazione in base di perquisizione nel mio domicilio sia stata trovata, ma comunque avevo un bel faldone per quanto riguarda, non per la tossicodipendenza, ma per una cartella clinica per crearmi un'alternativa al carcere. Ma per motivi inerenti allo stato mentale? Sì, insomma, perché mi avevano creato dei disturbi, eccetera, per cui non riuscivo a dormire, sentivo il rumore di cancello, di campane, una cosa del genere, ma sempre sul suggerimento di loro. Io pagavo soltanto per crearmi una situazione del genere, perché poi il medico che mi suggeriva questi consigli, su consiglio poi dell'infermiere Romeo, era un perito del tribunale, che era poi un direttore del carcere minorile di Napoli. Il nome non me lo ricordo, ma l'ho indicato nei verbali al tempo. Era Luca, poi Va bene, lui abbiamo doveva compreso. essere il medico. Vassallo, Mi sono creato sempre... comunque una cartella. Posso? Sempre in relazione, diciamo, ai suoi problemi con la Non era per la No, tossicodipendenza. è un'altra avvocato, domanda, perdonate. Mi sentite adesso? Mi sentite, Vassallo? Non ho capito, non ho sentito niente. Adesso ci sentite? Adesso sì, però non ho sentito proprio la domanda. No, non l'avevo ancora fatta, perdonate. La domanda non si è sentita proprio, per cui se la può ripetere. Sì, volevo dirvi, sempre in relazione ai problemi con il mondo della droga, se così li possiamo definire, è mai dovuto intervenire Ma io comunque non sento la domanda. Allora sospendiamo un attimo l'esame. Vassallo ci ascolta? Sì, vi ascolto, Presidente. Benissimo, diamo di nuovo la parola all'avvocato Letizia, prego. Grazie Presidente. Vassallo, stavamo dicendo, sempre in relazione ai problemi legati alla tossicodipendenza, presso il suo domicilio di Mi Cesa, sento bene. mi sentite?
Ci sentite? Vassallo? Non vi sento. Ci sente? Siamo noi che non sentiamo lei, Vassallo. Adesso mi sentite, Presidente? È ancora appannata l'audio. Mi sentite? Sentiamo molto debole la sua voce. Mi sentite? Sì, adesso sì. Posso? Mi sentite, Vassallo? Mi sentite? Noi sì, voi? Prego, avvocato, vada avanti. Dicevo sempre in relazione ai problemi legati alla tossicodipendenza. Sì. Mi sente, Vassallo? Mi sentite? No, lei ci sente, Vassallo? Sì, io E allora anche noi adesso la vi sento. sentiamo. Va bene, andiamo avanti, prego, non troppo vicino al microfono. Dicevo sempre in relazione ai problemi legati al suo status di tossicodipendente. Non sentiamo. Presso il suo domicilio di Cesa. Ma noi non sentiamo il microfono dell'avvocato, però. Quello del Presidente. Avvocato, non vi sento io. Vedo che state parlando, ma non vi sento. Prova, sono il tecnico. Vi sento adesso. Prova, sì. Ci sentite bene adesso? Vassallo? Stanno parlando, ma noi non lo sentiamo. Ci sentite? No, non vi sento. Vedo che state parlando, ma non sento niente. Dopo ricordano, ne hai 5-6 domande. Sì. Ci sentite adesso, Vassallo? Ci sentite? Sì, vi sento. Meno male. Allora, dicevo, sempre in relazione al problema della tossicodipendenza,
è mai dovuto intervenire il 118 presso il vostro domicilio perché avevate, diciamo, fatto un uso indiscriminato di cocaina? No, questo non mi risulta. Mi risulta di essere di aver chiamato una volta il 118, ma per una questione renale, non era per questioni di droga, assolutamente. Per quanto mi risulta, per questioni di droga non mi sono mai stato ricoverato in nessuna struttura. Capito? Non ho mai avuto problemi di qualsiasi natura. Non l'ho mai, quando c'era la facevo, quando non c'era non l'ho mai cercata, per cui non ho mai avuto problemi di astinenza o problemi di eccessiva quantità. Ricordo di aver chiamato una volta il 118 la mia famiglia perché avevo avuto un problema renale. Vi siete mai adoperato personalmente per acquistare medicinali o quant'altro potessero attutire queste difficoltà dovute all'uso di cocaina? Avvocato, scusa, ha detto proprio il contrario, che faceva uso quando ne aveva la disponibilità, ma senza alcuna, diciamo, uso indiscriminato. Diciamo dipendenza in forma grave. Allora io gliela pongo diversamente la domanda. Lei faceva uso sporadico di droghe? Quando capitava. Quando c'era qualche amico che la teneva, la facevamo uso assieme, ma non ho mai avuto un qualcosa di andarla a cercare. Voi non avete mai incaricato nessun vostro conterraneo ad acquistare, per la precisione, delle flebo presso delle farmacie incese perché avevate vergogna di andarci personalmente per attutire questi problemi dovuti ad un uso, io direi, e lo ripeto, indiscriminato di droga? Presidente, mi oppongo alla domanda così formulata, deve essere formulata. Vassallo, mi sto opponendo, non risponda, il Presidente deciderà se la mia opposizione è valida o meno. Mi oppongo alla domanda così esposta, può essere suggestiva sul fatto storico dell'acquisto eventualmente, non rappresentativa di fatti sui quali non vi è stata nessuna assenso da parte dell'esaminato a una risposta precedente, e quindi così formulata non è suggestiva, ma è eventualmente suggestiva e quindi possibile una domanda formulata in modo secco sull'acquisto di flebo eventualmente, ma non così formulata. Va bene, frazioniamo un po' la domanda, così è anche più chiaro. Allora, vi siete mai portato presso delle farmacie in Cesa per acquistare delle flebo onde far fronte, mi ripeto, ad un uso non sporadico, ma io direi continuativo, perenne, di droga? Mi oppongo alla domanda per le stesse ragioni di cui prima. Escludete di aver... La domanda è ammessa. Vassallo ha sentito, lei ha detto che non aveva problemi, invece l'avvocato dice che lei avrebbe acquistato dei prodotti, delle flebo, per alleviare la condizione, diciamo, di astinenza. Io non so se confermo di aver acquistato presso le farmacie di Cesa flebo per quanto riguarda non so che cosa fosse, ma era relativamente a quel periodo che io mi stavo creando quel famoso faldone per l'incompatibilità carceraria. Il mio amico Alfonso Romea mi consigliava, dopo essere tornato dalla clinica dove lui faceva servizio, clinica Camandoli, che mi stavano preparando, mi segnavano anche la medicina che io dovevo fare a casa, perché facevo un giorno di day ospitale e poi mi davano 30-40 giorni di ricovero di eseguire delle medicine a casa. Ma quindi faceva le terapie veramente? No, assolutamente, compravo la medicina per tenerla a casa nel mio armadietto, nell'eventualità di qualche controllo, di qualche cosa, io comunque dovevo avere dentro sempre medicinale che mi prescrivevano il medico, cioè non è che venivo dalla clinica Camandoli e non mi era lui stesso che me le andava a comprare o le compravo io, dovevamo sempre tenere a casa un quantitativo di medicinale così come me lo segnano, per eventuale controllo. Cioè non è che io non ho mai fatto la flebba che mi avevano segnato, assolutamente, non ne facevo uso. La compravo sì perché dovevo avere la pezza a colori per tenere la medicina a casa per eventuale controllo.
ma me la faceva comprare lo stesso Alfonso Romeo, non è che io mi serviva perché facevo uso di cocaina e mi dovevo disintossicare, no, assolutamente. Avevo delle flebo a casa, così come mi erano state prescritte dai medici compiacenti che mi facevano la certificazione, ma non li ho mai usato le flebo, tranne qualche volta per qualche colica renale, che comunque io soffrivo e ne soffro ancora tuttora, la faccio la flebo, la faccio pure adesso. Le avete acquistate sempre personalmente a Cesa o avete incaricato qualche vostro concittadino, qualche vostro conoscente, qualche vostro amico? Se mi avete ascoltato prima vi ho detto che qualche volta la comprava Alfonso Romeo. Oltre a Alfonso Romeo, altri soggetti? Non me lo ricordo adesso. E dico, perché incaricavate altre persone anziché andare personalmente in farmacia? Ero impegnato, mica stavo, in quel periodo ero molto impegnato, per cui non è una questione di vergogna, una questione di far vedere che era materiale, non so neanche di che cosa si trattasse. So che erano delle flebo, sì, ed erano sempre 5 o 6 alla volta che compravo, ma la dovevo tenere a casa, così mi aveva suggerito Alfonso Romeo. Quindi non avete mai fatto uso di queste flebo? Materialmente non ne avete mai fatto uso? L'unica volta che ho fatto uso delle flebo, vi ripeto, è solo ed esclusivamente quando ho avuto qualche problema per qualche colica renale, che soffro veramente, per cui mi sono fatto qualche flebo, altrimenti ripeto, non ho mai avuto astinenza per quanto riguarda la droga, ne facevo uso quando capitava. Un ragazzo a nome Antonio di Cesa non le dice nulla? Lo ha mai incaricato ad acquistare queste flebo? A chi? Antonio, ce ne stanno tanti di Antonio. No, ricordate, tale Antonio di Cesa, che avreste, secondo quello che prospetta la difesa, incaricato di acquistare questi medicinali. Non vi sento, Presidente. Vi ricordate tale Antonio che avreste incaricato? Avete incaricato un tale Antonio per comprare i medicinali? Non me lo ricordo, Antonio non lo so, non mi ricordo, non me lo ricordo questo. lo escludete? Non me lo ricordo. Non se lo ricordo, va bene. Vassallo, altre poche domande e ho concluso. Lei precisamente quando ha conosciuto l'onorevole Cosentino? Vi ripeto, io l'ho conosciuto, la prima occasione, quella là che ho descritto prima. No, come anno di riferimento. La campagna elettorale. L'anno di riferimento. L'appalto al comune di San Cipriano di Aversa, quando abbiamo fatto la riunione, a me l'ha presentato Bernardo Cirillo e l'abbiamo portato con le maestranze a fare la riunione. La data non me la ricordo. Che anno era? Non me lo ricordo. È più o meno anno 80, 90, 2000. Non me lo ricordo. Andiamo avanti. Non se lo ricordo. Sapete se nel 2000-2001 Cosentino ha partecipato a qualche campagna elettorale? Se sì, che tipo di campagna? Non me lo ricordo. Non ve lo ricordate. Sapete quante volte è stato eletto alla Camera dei Deputati? Non la sento la domanda, per cui non vi posso rispondere. Quante volte è stato eletto alla Camera dei Deputati? Non me lo ricordo. Sapete dire al collegio in quali collegi si è candidato Nicola Cosentino? Non me lo ricordo. Non ve lo ricordate. Sapete dirci dove abitava nel 2000 Nicola Cosentino? Ho sentito solo 2000. Nel 2000 sapete dire dove abitasse Nicola Cosentino? Non certamente a casa della madre, perché veniva gli appuntamenti... In quale paese d'Italia? Non in quale casa, in quale paese d'Italia? Caserta abitava. Caserta, quindi nel 2000 a Caserta. Ho capito. Vassallo, durante i suoi interrogatori
Ha fatto mai dei colloqui investigativi con il capitano Bifarini Alessio? Presidente, la domanda sul colloquio investigativo ha già riferito nella scorsa udienza. In generale, io dicevo con il Avendo capitano. escluso in generale, però il Presidente valuterà. È ammessa la domanda. Vassallo mi ha sentito? Non me lo ricordo. Non ve lo ricordate? C'erano tante persone quando facevo i verbali, per cui se mi devo ricordare tutti i nominativi... Vabbè, voi avevate un rapporto un po' diverso, no? Un rapporto un po' più Come diretto con il capitano. Quella domanda si può specificare, come l'altra udienza non ha compreso un'altra volta il senso della domanda colloquio investigativo e quindi sta rispondendo su quelli che vedeva in sede di interrogatorio del pubblico ministero. Se la domanda è sul colloquio investigativo si faccia capire al test in un altro modo eventualmente qual è lo scopo. Se la domanda è sugli interrogatori, chi ha visto gli interrogatori del pubblico ministero presenti, se se ne ricorda qualcuno, che sia chiaro che la domanda mira a questo, perché sennò si pone il stesso problema dell'altra volta che si è già posto e risolto. Avvocato, se precisa questa circostanza. La mia prima domanda era comprendere se avesse mai fatto durante il periodo... Dei colloqui investigativi con Bifarini. Esatto. Ha compreso? Lei comprende questo termine, colloqui investigativi? No, non lo comprendo. Se vi devo dire che conosco Bifarina, sì, ma non so che cosa significa colloquio investigativo. Allora, avvocato, faccia la spiegazione. È stato mai presente il capitano durante i suoi interrogatori vari resi innanzi al pubblico ministero? Sì. Prima di questi interrogatori o subito dopo, lei ha avuto dei colloqui, diciamo, con il capitano? Io durante il periodo... No, ma deve spiegare dei colloqui, scusi. Sempre di carattere investigativo, non di carattere, come dire, generico o generale. Allora, Presidente, durante la collaborazione mi chiamavano, io andavo per essere sentito, venivo dalla località protetta, io al Bifarina l'ho incontrato, così come ho incontrato altri poliziotti, altri carabinieri, polizia, ma li incontravo in quell'udienza, in quella riunione. Venivo sentito dai pubblici ministeri, chiudevo l'udienza e me ne andavo, mi accompagnava la scorta. Dopo non li ho mai visti, nessuno degli inquirenti, nessuno delle persone che vedevo nelle riunioni, cioè per cui riferendomi a Bifarina l'ho visto in qualche, e non sempre a tutte le udienze, a tutti i verbali, qualche volta era presente con gli altri ufficiali, però dopo ho finito il verbale non l'ho mai visto. Ho capito. Lei... Tranne in qualche sopralluogo che ha accompagnato qualche pubblico ministero, ma io non stavo manco nella macchina con loro, perché durante qualche sopralluogo, mi ricordo di aver fatto qualche sopralluogo per individuare dei siti con un pubblico ministero che mi voleva sentire per queste cose. C'erano tanti poliziotti, ricordo che c'era Bifarino, ma stava in un'altra macchina, per cui non ci ho parlato. Non ci parlavo fuori al verbale. Ho capito. Quando lei ebbe a conoscere il capitano Bifarini, lui dove faceva servizio? Allora, io il capitano Bifarini l'ho conosciuto perché me l'ha presentato un altro amico finanziere alla tenenza di Mondragone. E invece quando lei veniva ascoltato nel 2008 dal pubblico ministero, sa dire il capitano se stesse ancora a Mondragone o nel frattempo era stato trasferito altrove? Non me lo ricordo. Ascolti, aspetti un attimo. Senti, mi oppongo alle domande perché non riesco veramente a comprendere la pertinenza, quindi se non è minimamente comprensibile la ragione della pertinenza, in teoria potremmo fare veramente un infinito numero di domande all'esaminato. Qui siamo proprio al di là di ogni comprensione anche più vaga della ragione di pertinenza. Avvocato Letizia, vuole spiegare la pertinenza? Diciamo che durante la fase delle indagini, le indagini dell'Eco 4 in generale sono state svolte dalla Guardia di Finanza di Mondragone a carico degli Ursi, milioni di intercettazioni, non emerge mai la figura, diciamo, del vassallo. Indagine che poi in un certo momento viene seguita dal capitano, successivamente il capitano viene trasferito a Marcianise, ma continua a sentire Vassallo, continua ad avere contatti con Vassallo, continua a seguire quelle costole di quella indagine che è nata, è partorita ed è portato a compimento col pubblico ministero
abbiamo vissuto le fasi iniziali, diciamo, quando difendavamo come studio un po' Valente e Company, quindi l'ha istruita, l'ha fatta dalla A alla Z Mondragone, nonostante il trasferimento, non si comprende la ragione per la quale... Vassallo che c'entra? Vassallo, volevo capire se dopo praticamente il periodo della collaborazione, per questo ho fatto delle domande precedenti e antecedenti, diciamo, a queste considerazioni, se ha continuato ad avere contatti con il capitano, ma da un punto di vista, diciamo, di colloqui investigativi, da un punto di vista di contatti sempre tesi a... Cosa serve se ha cambiato ufficio non si capisce. Si capisce perché... La Guardia di Finanza di Marcianise, se lo sanno, lo sa, e hanno svolto l'accertamento patrimoniale per i sequestri di tutti i beni, Vassallo Nicola, noi stiamo sulle domande. Vassallo Gaetano, ma non vedo la rilevanza. E la rilevanza la volevo fare Stiamo emergere. sulle domande, ma voglio dire... Presidente, se lei non me la mette io vado oltre, il problema non c'è. Andiamo oltre, sì. Tanto l'opposizione del pubblico ministero ovviamente, perché si comprendeva dove volevo arrivare. Comunque in ogni caso... Se lo sapeva o non lo sapeva, non vedo la rilevanza. Va bene. Sapete invece dirci quando è che si è candidato il senatore Giuliano ad Aversa, in quale collegio, che anno era? Non me lo ricordo l'anno in cui si è candidato, ma era 2004-2005, non vorrei sbagliarmi. È Santulli invece, l'onorevole come Santulli. Come senatore. L'onorevole Santulli. Santulli come deputato e Giuliani come senatore. È le stesse elezioni. Lo stesso anno. Quasi completato. In relazione alla vicenda che lei ebbe a riferire nella fase delle indagini, diciamo il contatto avuto che lei avrebbe appreso tramite Ursi, diciamo della intermediazione di Cosentino per il trasferimento di Cantiello Salvatore, ci sa ancorare questa circostanza ad un dato temporale più o meno preciso? Quando è avvenuto? No, non me lo ricordo questo particolare, cioè ricordo il particolare ma non mi ricordo la data. Più o meno l'anno? Non riesco a collegare, no, non ho un riferimento. Però lei... No, non me lo ricordo. Lei, come dire, concorda che quell'intervento doveva farsi perché in quel periodo Cantiello Salvatore era sottoposto al regime del carcere duro? Ricordo questo particolare, sì, però non ricordo la data. L'obiettivo era, se non ricordo male, era questo l'intervento che la sorella aveva chiesto a Sergio Ursi per quanto riguarda questo trasferimento per eliminare la detenzione del 41 bis, però non ricordo la data, il periodo, non ho un riferimento che posso collegare. E voi sapete se poi Ursi gli ha parlato di questa cosa con Cosentino? Non lo so, non me lo ricordo adesso se ci ha parlato o meno. Non lo sapete o non ve lo ricordate? Non me lo ricordo. Non ve lo ricordate. E vi ricordate dove eravate quando vi ha detto questa cosa, Ursi? Me lo ricordo. In macchina, al bar, in ufficio? Era di mattina, di pomeriggio, di sera? Ma non voglio sbagliarmi, stavamo nel deposito degli automezzi a Casal di Principe, se non ricordo male. E dico così, all'improvviso vi ha detto, vi ha fatto sta confidenza, giusto? Non ricordo di cosa stavamo parlando, ma non certamente è uscito fuori sta notizia. Si stava parlando di qualcosa, ma adesso non ricordo di cosa si stava parlando, però è uscito fuori sta notizia. Dico, poi di questa cosa voi non ne avete saputo più niente? Io no. No. L'ultima domanda, Vassallo, perdonatemi, quando lei è stato sentito il 1° aprile del 2008 dalla Procura distrettuale, arrivato a un certo punto, a foglio 8 del verbale, che poi per la verità è l'ultimo, dice: a questo punto si interrompe il verbale essendo emersi elementi indizianti a carico di Vassallo per il reato di cui al 56.575 aggravati dall'articolo 7. Lei può dire al Tribunale di che si tratta? Tentato omicidio io sarebbe. non lo so. Quindi non lei... lo so che cosa si tratta, non sono un avvocato. Perdonatemi, un tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Non lo so, non me lo ricordo questa cosa.
Lei non ha mai riferito all'autorità giudiziaria di essere coinvolto direttamente o indirettamente per un fatto di, ripeto, di sangue, tentato omicidio aggravato dall'articolo 7, quindi dalla metodologia mafiosa? Non me lo ricordo, io non ho mai partecipato a reati di sangue, assolutamente non ho mai fatto parte di queste cose. Lei invece ha mai fatto parte di organizzazioni finalizzate alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti? Ma sono stato accusato di queste cose, ma non ho mai detenuto, se non per uso personale, sostanze stupefacenti come soltanto cocaina. Però dico, è stato deferito all'autorità giudiziaria per questi fatti, per associazione finalizzata allo spaccio. Ma durante gli arresti del 92 e 93, i reati dell'arresto, i reati di ordinanza di custodia cautelare erano questi, ma sinceramente non mi ricordo di essere stato differito alle autorità giudiziarie per una questione di tossicodipendenza. Nelle perquisizioni non mi hanno mai trovato niente, io ho sempre negato ogni evidenza, per cui abbiamo fatto dei processi, anche se ero colpevole perché ne facevo uso di cocaina in quel periodo, l'ho detenuto per uso personale, avevo la disponibilità economica per poterne comprare una quantità eccessiva per tenermelo con me, però durante i processi del 92-93, vuoi per una buona difesa, vuoi per una io comunque sono stato assolto da questi reati. Ricordando a Cantiello, ho finito veramente, Presidente, ritornando alla questione di Cantiello, lei ricorda dove era detenuto quando ebbe a sapere quella confidenza, ebbe a ricevere quella confidenza da Ursi? No, non me lo ricordo. Non ve lo ricordate dove era detenuto? No. Ma lo sapete? Lo sapevate? Se mi avete, non lo so, non me lo ricordo. Cioè non lo sapevate dove era detenuto? Cioè in quale carcere, in quale struttura? Ricordo. A suo tempo lo sapevate, non ve lo ricordate? Oppure non l'avete mai saputo? Lo sapevo, Presidente, probabilmente lo sapevo, in questo momento non me lo ricordo. Vabbè. Sinceramente. E quando ve lo ricordavate meglio, quando siete stato sentito... No, non ha detto che se lo ricordava e che lo sapeva, ha detto che non si ricorda neppure questo. Nella fase delle indagini... Può darsi che lo sapeva, può darsi ma non è sicuro, quindi... Ho capito. L'ultima volta che avete incontrato Nicola Cosentino? La data non me la ricordo, però era 2005-2006, una cosa del genere, non voglio sbagliarmi. E la volta scorsa avete detto che l'avete incontrato anche quando era sottosegretario all'economia. Voi la confermate questa circostanza? Non me lo ricordo se ero sottosegretario o meno, ma comunque 2005-2006 è il periodo che l'ho incontrato per l'ultima volta. Ho capito. Non ho altre domande, grazie. Vassallo. Prego, avvocato. Pubblico Ministero, quanto tempo ha bisogno? Ho bisogno di almeno minimo mezz'ora. Se vogliamo sospendere un attimo. Forse conviene sospendere allora. Sospendiamo, possiamo riprendere, diamo la parola al Pubblico Ministero per completare l'esame. Buongiorno Vassallo, mi sente? Mi sento, dottore. Mi sente bene oppure sono problemi di ascolto, no? Per comprendere se... No, vi sento bene. Ottimo. Senta, in relazione alle ultime domande che le sono state fatte, alcune precisazioni. Innanzitutto lei ha parlato di Fratelli Roma, si ricorda le domande della difesa? Sì. Mi scusi, soltanto per la precisione, a un certo punto ha fatto riferimento agli Orsi, è stato un errore, un lapsus, perché parlava dei fratelli Orsi a un certo punto, ma stava riferendosi ai Fratelli Roma. No, mi riferivo ai Fratelli Roma. Sì. Senta, vorrei chiederle, in relazione al traffico organizzato di rifiuti svolto, lei ha mai avuto in periodo pre-collaborativo, quindi molto prima che collaborasse con la giustizia, ha avuto modo di segnalare un sito direttamente o indirettamente, un sito che poteva essere un terreno che poteva essere oggetto di smaltimenti di rifiuti? Non me lo ricordo. Non è chiara.
segnalare in via confidenziale a qualche operante della Polizia Giudiziaria? Non me lo ricordo, non lo escludo, però in questo momento non lo ricordo. Sì. Senta, sulle domande della difesa le hanno fatto riferimento a un suo possibile coinvolgimento desumibile dal verbale di tentato omicidio aggravato dall'articolo 7. Lei ricorda di aver conosciuto Amedeo Mazzaro? Oppure sentito nominare? No, conosco Amedeo Mazzaro. Mazzara? Sì, conosco Amedeo Mazzara. Mazzara, sì, un siciliano di Cesa. Mazzara. Ricorda se vi fu richiesto da qualcuno di collaborare per un appostamento? Sì, fu Bidognetti a chiedere a mia sorella di avvisare nel momento in cui uscisse dalla propria abitazione Amedeo Mazzara a segnalare a un numero che ci avevano dato perché poi doveva uscire una macchina per un'azione punitiva nei confronti di Mazzara Amedeo. Questo l'avevo saputo da Bidognetti proprio. Ma lei ebbe un rapporto in questa individuazione di sua sorella come possibile specchiettista? Io non ho fatto null'altro che chiedere a mia sorella di fare questa telefonata. Ho capito. E poi questo appostamento fu vano o fu utile rispetto all'intenzione di colpire? No, fu vano, non fu eseguita nessuna spedizione. Ricorda il periodo più o meno in cui, se riesce a ricordarlo, il periodo a cui risale questo tentativo di questo appostamento? Il periodo non me lo ricordo, non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Senta, vorrei chiederle, sempre sulle domande della difesa, lei nel verbale dell'udienza del 22 aprile 2013, a pagina 28, in relazione al famoso incontro con Nicola Cosentino, per cui lei avvicinò le maestranze in modo da consigliarne il voto, lei ha detto su questo punto: non vorrei sbagliarmi, per il periodo potrei indicativamente dire che potrebbe essere metà anni 80, fine anni 80, una cosa del genere, come periodo indicativo. Quindi ha dato questa indicazione temporale molto ampia. Confermo questo periodo. Sì. Confermo questo periodo indicativo, non ho la certezza, però più o meno come periodo lo confermo. Senta, lei è sicuro comunque del fatto che si trattasse delle maestranze della Setia Sud in relazione all'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sul comune di San Cipriano d'Aversa? 100%. 100%. Senta, quindi si può fare riferimento all'appalto di San Cipriano d'Aversa per comprendere il periodo? Sì, era secondo me all'inizio proprio, perché non ricordo manco che tipo di autovettura io avessi, sinceramente, però ricordo che era appena iniziato l'appalto al comune di San Cipriano. Nel deposito delle attrezzature dove mettevamo gli automezzi a ricovero c'era un ufficio e abbiamo fatto una riunione là. Senta, questo appalto durò molti anni, fu consecutivo, prolungato nel tempo? Questo appalto durò, il primo mi sembra o 3 o 5 anni, poi ci furono varie, fino a che non nominarono, cioè non fu dichiarata. Sono stato comunque una decina di anni a lavorare al comune di San Cipriano. Quindi una decina di anni continuativamente? C'è stato prima mi ricordo i sindaci dell'epoca. Sì, no, continuativamente, sì. Continuativamente, sì. Prima di aver iniziato questo lavoro quasi decennale come vi ricorda lei, prima ancora vi erano stati altri affidamenti, o si tratta su San Cipriano d'Aversa, o si tratta quello dell'unico appalto su San Cipriano d'Aversa con la Setia Sud? Con la raccolta di rifiuti solidi urbani, perché io a San Cipriano facevo pure lo smaltimento, per cui avevo rapporti con la Gaetano Vassallo come smaltimento rifiuti, quindi il comune di San Cipriano veniva a scaricare da me. Per la Sedia Sud fu il primo rapporto, io ho iniziato da quel rapporto per fare la raccolta dei rifiuti. Ho capito, quindi le elezioni, la tornata elettorale di cui parla
lei è sicuramente dopo l'appalto sostanzialmente con San Cipriano d'Aversa. Non lo posso escludere, è perfetto così, perché io ho fatto la riunione con le maestranze, con mio fratello Amedeo che era il responsabile unitamente al caposervizio, con Bernardo Cirillo abbiamo fatto la riunione presso il deposito degli automezzi a San Cipriano. Ho capito, quindi facciamo il punto di riferimento al di là della sua mancato ricordo esattamente del periodo e quindi l'appalto con il comune di San Cipriano d'Aversa per la raccolta degli RSU, per la Setia Sud. Sì, per la raccolta con la Sedia Sud, perché precedentemente stavo come Gaetano Vassano, ma come Sedia Sud è quel periodo là. Quindi è sicuramente Setia Sud la maestranza, comunque, non è Gaetano Vassallo. No, Sedia Sud. E senta, le sono state fatte varie domande, lei ha fatto varie risposte nel corso del suo esame, anche in relazione alla difficoltà di ricordare i periodi temporali, la sua difficoltà. Volevo chiederle, lei nel verbale sempre dell'udienza del 22/4/2013 ha indicato chiaramente in relazione a queste elezioni, le ha dichiarato in relazione anche a una contestazione, è un mio modo di esprimere, ma comunque era l'amministrazione provinciale, non erano le elezioni politiche né regionali, erano relative alla provincia di Caserta. Quindi questo, vorrei capire, conferma questo dato? Confermo questo dato, sì, è l'amministrazione provinciale di Caserta. Quindi le elezioni provinciali di Caserta immediatamente successive all'appalto per la Sedia Sud col comune di San Cipriano d'Aversa. Sì. E senta, altre domande di precisazione. Senta, lei ha indicato, se si concentra un attimo sulla estromissione dei suoi fratelli dall'Eco 4. Lei ha riferito il fatto che i suoi fratelli era stato promesso che sarebbero rimasti nell'Eco 4, questo anche dopo la sua fuoriuscita forzata dalla sua collaborazione con Eco 4, e ha detto che praticamente a un certo punto comunque anche i suoi fratelli furono licenziati dall'Eco 4. E volevo chiedere, lei ricorda con precisione, diciamo, quello che riesce a ricordare del periodo a cui risaliva l'estromissione dei suoi fratelli dall'Eco 4, quindi il licenziamento dei suoi fratelli dall'Eco 4? Che operavano su Sparco non me lo ricordo. Non riesce a ricordarlo? No, non me lo ricordo. So soltanto che durò 6-7 mesi ancora dopo l'incontro avuto con Guida Luigi da Verolla. Sono rimasti 6-7 mesi ancora a lavorare con i fratelli Ursi. Quindi è un periodo di 6-7 mesi. Senta, lei nell'interrogatorio del 19 settembre 2008 ha indicato, il riassuntivo in particolare, colloco temporalmente l'incontro in un periodo di poco successivo a quando i miei fratelli Antonio e Nicola vennero licenziati dall'Eco 4. In via approssimativa dovrebbe trattarsi del 2003 in riferimento all'estromissione, in particolare a pagina 29 del trascrittivo. Lei indica, non vorrei sbagliarmi, nel 2003, fine 2002, inizio 2003. E ha indicato ricordo questo periodo, sì, confermo. Quindi praticamente ha indicato questo periodo, fine 2002, inizio 2003, come la data di licenziamento. Inizio 2003. Quindi fine 2002, inizio 2003, più o meno, se riesce a ricordarsi. Ma è più fine 2002. Più fine 2002. Quindi praticamente l'incontro con Guida sarebbe avvenuto circa 6-7 mesi prima del fine 2002? Sì. Orientativamente. E senta, lei ricorda quando, se riesce a ricordarlo, quanto tempo
dopo la scarcerazione di Guida, ricorda quando fu scarcerato Guida Luigi, quindi quando diciamo, si seppe sul territorio che aveva assunto il comando. Presidente, mi Un perdoni attimo. come dire, una indicazione di ordine metodologico. Siamo in fase di riesame, non è una nuova tornata di esame del pubblico ministero che ha avuto già 2 udienze. Noi all'incontro Verolla a Guida non abbiamo fatto alcun riferimento. Adesso se il pubblico ministero vuole ripetere, non sarà mezz'ora, saranno altre 2 giornate, noi faremo altre 2 giornate di controesame, quindi vorrei chiedere al collegio di verificare che, come dire, che il pubblico ministero faccia un riesame e non un terzo esame del collaborante, perché sono temi che non sono stati neanche sfiorati in sede di controesame, temi già gestiti dal pubblico ministero, oggetto del controesame alla scorsa udienza. Quindi verificare un attimo se ci sono oggettive ragioni, perché altrimenti rifacciamo un'altra volta sempre lo stesso giro. Pubblico ministero, c'è molte domande ancora. No, sono diciamo, puntualizzazioni che non necessariamente si legano al controesame della difesa, nel senso che, faccio un esempio, farò delle domande, visto che il controesame della difesa si è appuntato sul dubbio se Vassallo Gaetano sia stato o meno collaboratore dell'Eco 4, francamente un dato diciamo, per me e per la pubblica accusa da ritenersi sostanzialmente assodato, visto che ci sono state varie domande dovrò per forza esplorare anche questi punti perché riguardano la difesa, le date e i periodi necessariamente riguardano a questo punto la difesa, posto che la difesa ha messo in dubbio l'attendibilità di Vassallo Gaetano per quanto riguarda i punti della sua narrazione afferenti al rapporto con l'Eco 4, sicché i periodi di tempo diventano rilevanti, anche se io avrei volentieri glissato perché li davo per assodati. Faccio appello alla sua buona volontà, certo, no, tenuto conto dei tempi. Peraltro ridurre... rilevo che la legge parla di nuove domande, quindi per chi ha chiesto l'esame. Senta, le volevo chiedere a questo punto se lei sa, ovviamente nei libri del ricordo, quando, posto che lei si è incontrato con Guida Luigi, quando è che Guida Luigi, se lo ricorda, fu scarcerato o meglio che periodo assunse il comando per quello che lei ha saputo sul clan di Guidognetti? Me lo ricordo quando è stato scarcerato. Ricorda... Appena scarcerato ha assunto il potere. Questo sì, è appena scarcerato. Ricorda, se riesce a dirlo, quanto tempo dopo l'assunzione del comando lei ebbe ad incontrare Guida Luigi? Ma era poco tempo che lui aveva assunto, parliamo di qualche mese, cioè pochissimo, però il tempo di organizzarsi, ma è passato poco tempo. Passò poco tempo. Senta, vorrei chiederle, lei ha memoria dell'agosto del 2001 che quale tipo di attività stava prestando in relazione all'Eco 4, in relazione ai contratti che ha già citato per cui lui e lei ha avuto un ruolo attivo, se riesce a ricordarlo? No, non me lo ricordo, dottore. Orientativamente il suo impegno per procurare i mezzi per poter avviare il contratto, l'affidamento tra il Comune di Castelvolturno e l'Eco 4 quando viene attuato? Non me lo ricordo il periodo, dottor, sinceramente. Rispetto alla costituzione dell'Eco 4, quanto tempo dopo rispetto all'atto costitutivo dell'Eco 4 che è dell'agosto 2000? Me lo ricordo. Parliamo di mesi, giorni, se vorrei comprendere se sostanzialmente se ha un ricordo del primo periodo dell'entrata in funzione dell'Eco 4, il secondo periodo? Era un primo periodo, era proprio all'inizio. Era proprio La all'inizio. parte di Castelvolturno, così come quello di Mondragone, così come quello di Sessa Aurunca, erano proprio i primi rapporti di affidamento che aveva avuto i fratelli Orsi. E lei su tutti e tre questi affidamenti che ha ricevuto l'Eco 4 ha avuto la necessità di interessarsi? Io sì, soprattutto quello di Castelvolturno e di Sessa Aurunca. Quello di Castelvolturno
per l'organizzazione generale, proprio dalla A alla Z, proprio per iniziare, perché era praticamente impossibile iniziare la sera per la mattina un servizio del genere, non avendo la disponibilità di nessun automezzo, per cui Castelvolturno, che è un territorio molto vasto, necessitava 13-14 automezzi per la raccolta. E sinceramente i fratelli Orsi non disponevano di nessun tipo di mezzi. Io mi rivolsi a Ciccarelli Giovan Battisti di Giuliano e gli chiesi la cortesia di fare un noleggio. I fratelli Orsi chiedevano il noleggio al freddo, per cui con gli autisti li mettevamo noi, perché tra il passaggio c'era il passaggio immediato della maestranza al comune di Castelvolturno, per cui noi gli autisti li tenevamo, ma Ciccarelli Giovan Battista si rifiutò, disse facciamo qualsiasi forma, però io vi mando i camion autisti, per cui i loro autisti si affiancarono agli autisti di Ciccarelli, ma in realtà era un nolo a caldo. E Ciccarelli lo conosceva solo lei, Giovanni Battista Ciccarelli? Ho capito? Lo conosceva soltanto lei, Giovanni Battista Ciccarelli? Era una persona che conosceva lei, gli Orsi non lo conoscevano? Sì, no, i fratelli Orsi non la conoscevano proprio, era una ditta di Giuliano che faceva il servizio di raccolta al comune di Giuliano, ha fatto servizio di raccolta al comune di Giuliano per diversi periodi ed era un cliente nostro, per cui lo conoscevo molto bene, amico di famiglia, amico personale. E senta, scusi, per comprendere, posto che lei aveva messo a disposizione e quindi conferito i suoi veicoli, quelli della sedia sud, all'Eco 4, qual era la necessità di rivolgersi anche a Ciccarelli per allestire il servizio della raccolta dei rifiuti? Come attrezzatura non ce la facevamo, come mezzi non erano sufficienti. Quindi anche i suoi mezzi erano stati utilizzati in quel periodo? Sì, ma venivano utilizzati al comune di Sessa Urunca, ma al comune di Castelvolturno già venivano utilizzati comunque, ma al comune di Castelvolturno non avevamo proprio disponibilità di automezzi. Senta, vorrei chiederle, sempre facendo appello alla sua memoria, dei fatti, dei periodi legati ai fatti principalmente. Lei ha indicato il periodo in cui era stato amputato l'arto a suo fratello Vassallo Renato, giusto? Come periodo di poco antecedente all'incontro il primo incontro con Cosentino Nicola. Mio fratello già aveva avuto l'amputazione dell'arte quando io ho incontrato Cosentino con Pino Salpa. Sì, esattamente. E senta, sempre su questo punto. Non ricordo con esattezza quanto tempo fu, ma mio fratello già era rientrato, cioè già aveva il problema sul posto di lavoro per quanto riguarda la competenza, cioè che lui non poteva più lavorare avendo avuto un'amputazione dell'arte, per cui l'autista non lo poteva fare più. Senta, mi scusi, Stava ancora in malattia, era stata quindi lei si rivolse a Cosentino per comprendere se riesce a ricordarlo nel periodo di degenza ancora, oppure nel periodo in cui, che era già era guarito, in degenza. era già tornato al lavoro, Vassallo? Non me lo ricordo se era tornato al lavoro, però già l'arte già aveva avuto il suo corso, il Mongone già si era formato, per cui stava ancora in convalescenza perché è durato molto tempo la convalescenza, ma doveva rientrare in lavoro, per cui non era subito dopo l'amputazione dell'arte, ma l'arte già aveva avuto il suo corso medico, come posso dire, insomma. Lei il periodo esatto in cui si amputò la gamba all'ospedale se lo ricorda? Il giorno, il mese? No, non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Non me lo ricordo. Senta, sempre sul periodo ovviamente di relazioni con i fratelli Orsi e la sua collaborazione, lei ha indicato, abbiamo desunto quindi dalle sue dichiarazioni quelle che era il periodo precedente al licenziamento dei suoi figli, che quindi datando a fine 2002 dovrebbe essere la sua estromissione avvenuta, ha detto 6-7 mesi prima, quindi stiamo parlando del
aprile 2002 circa, aprile-maggio 2002 come datazione. Sì. Quella è la datazione Più o meno questo è il periodo, della sua sì. estromissione. Vorrei chiederle, per comprendere il tempo in cui lei è stato vicino, ha collaborato con i fratelli Orsi, rispetto al fermo per identificazione che lei ebbe, un punto fondamentale, perché fu fermato con Orsi Sergio, Miele Massimiliano e Schiavone Aldo, il fermo del 22/3/2000, lei quanto tempo prima aveva iniziato a collaborare con costoro? Quindi facciamo riferimento del fermo in cui ha già riferito, quando stava andando alla Cavis per recuperare i mezzi. Era poco tempo. Prego. Era poco tempo che avevamo iniziato, parliamo di mesi, perché ricordo quel fermo, noi tornavamo dalla Cavis di Giuliano per la questione degli automezzi, sì, ricordo questo particolare. Ma erano pochi mesi che stavamo iniziando la collaborazione. Ho capito, quindi praticamente pochi mesi prima del fermo del 22/3/2000 fino ad aprile-maggio del 2002 è stata la sua collaborazione. Sì. Quindi questo è il periodo di interesse. Senta, che lei avesse, diciamo, operato per un periodo lungo insieme agli Orsi e quindi nel momento della sua estromissione avesse maturato un forte credito per quella che era stato il suo impegno. Lei lo fece presente durante la famosa riunione in cui fu decisa la sua estromissione, quindi il fatto che era da tanto tempo che stava lavorando con gli Orsi e collaborando con loro. Sì. Quindi tracciò quello che era un periodo così lungo. Lo feci presente, ma mi fu detto di non interessarmi di più di questa cosa e di uscirne completamente, che poi comunque i fratelli Orsi ne avrebbero risposto di tutta questa operazione con Bidognetti nel momento in cui avesse ottenuto la libertà, per cui era un problema che avrebbero curato loro direttamente, almeno dalle parole di Guida, di Fioretto e di chi era presente a quella riunione. Senta, lei durante una delle udienze di trattazione ha parlato dell'aver appreso della volontà, in modo sintetico, senza ripetere testualmente le stesse parole, aver appreso della volontà di realizzare un termovalorizzatore proprio dei fratelli Orsi, diverso da quello che doveva realizzare FIBE Campania. Non è stato chiaro il periodo, almeno non è chiarito bene il periodo, se queste informazioni le ha prese quando era ancora nella collaborazione piena con gli Orsi, ovvero se era un periodo successivo alla sua imposta rottura dal sodalizio con gli Orsi. Se non ricordo male era dopo l'uscita della collaborazione, però sinceramente non riesco a ricordare con esattezza il periodo esatto. Senta, questo era stato un tema, quello della, diciamo, individuazione dei periodi temporali esatti degli eventi principali dell'interrogatorio del 12 settembre 2008. Lei su questo punto ha dichiarato: pagina 43, quando a suo ricordo nasce la volontà di creare e realizzare un termovalorizzatore a Santa Maria alla Fossa, nel 2000 c'era questa volontà? Non me lo ricordo, non voglio nemmeno dare numeri, risponde lei. Lei lo apprende dopo la sua uscita dal rapporto con gli Orsi? Sì, ma proprio alla fine. E lei dice: non siamo ancora scassati, quindi già aveva avuto indicazioni sullo scopo di realizzare il termovalorizzatore. Sergio me ne aveva parlato, sì. Lei ha indicato quindi un periodo. Confermo. Quindi quando ancora non eravate scassati? No, i rapporti non erano completamente rotti con i fratelli Orsi. Ripeto, io sinceramente con gli Orsi ho mantenuto rapporti buoni anche dopo la mia uscita perché Sergio, i fratelli Orsi l'avevano capito che non era un problema mio, ma era un problema, una volontà di Bidognetti, uscirne dalla società. Sì, volevo capire, lei ha indicato che non eravate ancora scassati, si riferiva al fatto che era ancora in società?
oppure si riferiva, diciamo, Sì, ricomprendere? non eravamo rutti, no, Non eravate stavamo ancora assieme, non eravamo rutti. Stavate ancora assieme. Senta, quando lei aveva avuto, diciamo, garanzie che i suoi fratelli sarebbero rimasti, non sarebbero stati all'interno di Parco Saurino come dipendenti Eco 4, apprende, le spiegano perché, lei viene spiegato, le viene rappresentato le ragioni per le quali sono stati licenziati? No, non me lo ricordo. Ricordo che c'era una questione che era cambiato, cioè i bidognetti erano stati estromessi da questo accordo e i fratelli Orsi erano passati con l'appoggio degli schiavoni, per cui non potevamo, cioè non potevano più rappresentare, non potevano più lavorare con i fratelli Orsi. Ricordo più o meno questo. Questo è il ricordo, ho capito. Mi scusi, è intuitivo, però glielo chiedo, è il ruolo che ricoprivano i suoi fratelli all'interno della Parco Saurino era un ruolo rilevante, strategico per quella che era la gestione della discarica? Ma ripeto, come ho dichiarato negli interrogatori precedenti, cioè i fratelli Orsi non avevano nessuna dimestichezza per quanto riguarda lo smaltimento. Io personalmente, quando ho accompagnato l'autotrasportatore per scaricare il compattatore, sono dovuto salire sul compattatore perché non avevano manco idea di che cosa si trattasse e né tantomeno come si usasse. Per cui c'era un grosso flusso di rifiuti, non lo sapevano smaltare, erano sul fondo iniziale della discarica, per cui c'era il problema del drenaggio, per cui se non smaltivi in modo corretto i rifiuti avresti rotto tutto l'impianto di drenaggio nonostante fosse coperto da ghiaia, però una cattiva gestione per lo smaltimento sarebbero creati questi problemi. I miei fratelli, sia Antonio che Nicola, erano persone qualificate, hanno sempre gestito discariche, per cui sapevano partire dall'inizio allo smaltimento. Vassallo, sì, oltre all'abilità professionale dei suoi fratelli, occupavano dei ruoli tali da poter in qualche modo avere cognizione di ciò che accadeva all'interno di Parco Saurino, poter interagire, operare clandestinamente laddove ci fosse stata la necessità? Questa era la domanda. Certo, mio fratello Nicola in modo particolare era il responsabile proprio della discarica, per cui era a conoscenza di tutto. Senta, sempre all'esito del controesame, le sono state fatte domande sul fatto se lei conoscesse o meno esattamente il carcere dove era detenuto Cantiello Salvatore, e ne sono state fatte anche delle domande. Pure io stavo pensando, stavo facendo una riflessione prima, perché poi uno si incominciò a pensare, pure io, a ricordarmi, sforzarmi, non voglio sbagliarmi, ma mi sembra che era Carinola, però in questo momento non lo ricordo. Facendo un pochino uno sforzo nei ricordi, posso confermare che se non mi sbaglio del carcere di Carinola. Senta, al di là del carcere, lei ha indicato alcuni diciamo sostanzialmente delle cose che non ricordava sulle domande della difesa. Rispetto a quello che le disse Sergio Orsi, che le raccontò Sergio Orsi le disse qual era l'esito, sempre secondo quello che le disse Sergio Orsi, della richiesta, della raccomandazione per lo spostamento del carcere? Non me lo ricordo. Ricordo che
era per una questione di regime di carcere duro, insomma, per cui Candiello voleva essere spostato dal carcere duro. Sì, questo lo comprendo, la domanda era diversa, nel senso se per quanto riguarda la richiesta di trasferimento, se Sergio Rossi le disse qualcosa quanto alla eventuale accettazione o meno di questa proposta da parte No, di io Nicola. ricordo che Sergio Orsi si era interessato di questa cosa e di averne parlato, almeno da quello che sono i miei ricordi in questo momento, che Sergio Orsi ne aveva parlato con Nicola Cosentino. Di questo. Mi ricordo che me ne aveva parlato Sergio Orsi, che si era interessato tramite l'onorevole Cosentino, e questo ce ne aveva parlato con Cosentino di questa cosa. Sergio Orsi le disse se a questa richiesta di interessamento vi era stato l'assenso, cioè che si sarebbe interessato oppure... No, mi aveva detto che si sarebbe interessato. Ho capito, che si sarebbe interessato. Senta, per quanto riguarda, veniamo un attimo alla domanda in relazione alla questione della riferibilità del Songhio, famoso Songhio. Volevo chiederle innanzitutto, dunque, lei ha detto sulle stesse domande rivoltegli dal pubblico ministero in udienza alla stessa domanda, udienza del 22/4, pagina 58, la domanda era: Nicola Cosentino in relazione a questa società diceva qualcosa? Lei a pagina 58 dell'esame reso ha dichiarato: vi posso dire solo una cosa, dai vari, perché poi vi ripeto, io con Orsi mi ci incontravo spesso, adesso non ricordo con esattezza se è stata a casa dell'onorevole, a casa degli Orsi, per la strada, comunque mi ricordo che la società Eco 4 è una società di Cosentino, è una società sua, per cui doveva essere così, insomma, questa è una cosa mia, interessava a lui, andava fatta in un certo modo, non ricordo se l'ho sentito dall'onorevole Nicola Cosentino, se l'ho sentito a casa dell'onorevole o a casa degli Orsi, però ricordo che questa era la cosa fondamentale, cioè la società Eco 4 non era altro che una creatura dell'onorevole Nicola Cosentino, che poi il presidente veniva nominato, cioè il presidente, perché all'inizio dell'Eco 4 il presidente era Sergio Orsi, eccetera, eccetera. Era Nicola Cosentino che metteva Orsi, un'altra persona a gestire questa società, per cui era una cosa sua. Questa è la dichiarazione che rende. Nel verbale del 18 agosto 2008, oltre alla contestazione che le è stata fatta dalla difesa per quanto riguarda il brano narrativo. Mi posso rispondere anche prima che mi fate la contestazione, ma l'hanno fatto, perché lo ricordo il particolare adesso, a cosa si riferiva l'onorevole Cosentino, ma si riferiva alla società Eco 4, non al consorzio, se avrò detto consorzio o non mi sarò sbagliato, ho fatto confusione, ma la questione sono io, era riferita all'Eco 4. Per chiarire, perché facendo riflessione nei momenti di pausa, pure io faccio qualche ricordo, cerco di sforzare la memoria e ricordo
questa specifica affermazione sono io, era riferita alla società Eco 4 dei fratelli Orsi. E questo, mi scusi, lo fece, questo glielo disse nel corso della seconda incontro, quando lei chiese a Cosentino di rientrare in sintesi all'interno dell'Eco 4? Questo non me lo ricordo, dottore, sinceramente non lo ricordo. In una delle riunioni degli incontri con Cosentino Nicola è avvenuto ciò? Sì. Sì, okay. Non ricordo se la prima o la seconda, ma ricordo sì. E senta, vorrei chiederle, lei ha parlato che anche dopo la sua estromissione forzata dalla collaborazione con l'Eco 4 e quindi l'impossibilità di diventare parte interna dell'Eco 4, lei ha continuato ad avere rapporti con i fratelli Orsi. C'era in particolare con qualcuno di costoro? Vi era un rapporto principale, privilegiato? Con Sergio avevo rapporti più stretti. Sì, questa è la premessa, l'aveva già detto, però la domanda che le volevo fare è un'altra. In relazione a questo rapporto più stretto con Sergio Orsi le aveva lasciato una porta aperta per quello che riguardava un eventuale suo ritorno a far parte dell'Eco 4? Non l'ha mai chiuso in realtà con me Sergio Orsi. Un pochettino era più restio Michele, ma Sergio no. Sergio voleva che io rimanessi con loro. Questo a parole voleva? Non ho capito? Glielo diceva a parole che avrebbe voluto? Sì. E senta, quindi è un modo per dire che gliel'aveva detto, è a parole la stessa cosa, l'avvocato, non è suggestiva, gliel'aveva detto a parole. Cioè. Senta, lei aveva richiesto un particolare ruolo all'interno dell'Eco 4, un ruolo specifico aveva richiesto, quale? Sì, volevo fare il responsabile, il direttore tecnico. Di cosa? Direttore tecnico di cosa? Della società? Di cosa in particolare? Della società. Della società. Ed era altamente remunerato questo ruolo? In ipotesi? Certo. Ma si parla non ricordo adesso sinceramente, però era un ruolo di prestigio, insomma, di responsabilità, di un certo rilievo. E senta, posto che lei, che Sergio Orsi le aveva detto che se fosse stato per lui lo avrebbe fatto entrare in Eco 4, diede giustificazioni, spiegazioni del fatto che, posto che aveva un ruolo Sergio Orsi e poteva anche attuare questa cosa, non aveva possibilità di farlo. La sua manifestazione era quella di farmi entrare. Dovevo fare il responsabile della discarica io. E ricordo che per la questione di Schiavoni e Bidognetti io non potevo partecipare, essendo un uomo di Bidognetti non poteva sponsorizzare sta cosa mia. Senta, sempre in relazione, facendo un passo indietro a questo punto, quando le fu richiesto dai Bidognetti di interessarsi per la realizzazione dell'ATI che poi diventerà Eco 4, lei avrebbe assunto anche un compito di controllo per conto dei bidognettiani? Non ho capito la domanda. Lei avrebbe assunto anche un compito di controllo per conto dei bidognettiani? Certo. Questo, certo, lei dice, questo era implicito o era stato esplicitato? No, io rappresentavo Bidognetti Francesco in questa questione della società, per cui ero stato scelto da loro per fare questo. Vorrei Quindi chiedere... ero obbligato a impegnarmi
Sì, era esplicito che lei avrebbe avuto un ruolo anche di controllo per conto dei bidognetti, cioè gliel'hanno proprio detto tu stai lì e controlla che fanno e poi riferisci, oppure era implicito per le modalità con cui era avvenuto tutto? No, questo era l'impegno, cioè l'inserimento mio in questa cosa, cioè io dovevo comunque tenere informati di tutte le operazioni gli amici. Senta, le sono state fatte delle domande in sede di controesame su quelle che erano i provvedimenti genetici attraverso cui venivano affidati i servizi di raccolta degli RSU dai vari comuni del bacino CE4, consorzio CE4. Senta, volevo chiedere in relazione a questo, lei ha già riferito in altri dibattimenti, in verità, vi erano dei rapporti con soggetti specifici che lei sappia del commissario di governo, suoi o degli orsi? Degli orsi sì, e per quanto riguarda me io avevo dei rapporti con il commissariato di governo per la messa in sicurezza più che altro, non ho riferito ad enti autorizzativi o meno. I fratelli Orsi avevano dei rapporti con Giuliano Facchi, all'epoca commissario di governo per l'emergenza rifiuti in Campania, e poi si è anche successivamente anche con Catenacci. Senta, lei ha avuto modo di esporsi nei rapporti col commissario di governo, cioè presentarsi, parlare, colloquiale, come diciamo impersonificando Eco4? Io ricordo di aver avuto solo qualche riunione con il vicecommissariato di governo, all'epoca viceprefetto di Caserta, il dottor Enrico, ma ci siamo visti 2 o 3 volte per quanto riguarda la discarica e per quanto riguarda i servizi, non voglio sbagliarmi, non voglio ricordarmi male, qualche volta in prefettura proprio. Non ho sentito, scusi. Qualche volta il prefetto? Enrico, vicecommissariato di governo per l'emergenza rifiuti in Campania. In relazione alla discarica? Perché il prefetto di Napoli era... In relazione a quale discarica, scusi? Perché l'ha citata, ha dato per scontato, se può specificarlo. La discarica dell'Eco4, Parco Saurino. Perché in quel periodo lei operava direttamente per la messa in sicurezza? Non operavamo per lo smaltimento dei rifiuti. Quindi per lo smaltimento dei rifiuti. Mi scusi, c'era un rapporto tra la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti? No, la messa in sicurezza era dovuta alla vecchia discarica, mentre quella adiacente era la nuova discarica, per cui erano 2 rapporti sia per la messa in sicurezza che per gli inizi di lavoro per quanto riguarda lo smaltimento. Cioè si doveva prima bonificare la vecchia discarica e metterla in sicurezza, e contemporaneamente, visto che era un sito già esaurito, perché c'era Parco Saurino e Parco Saurino 2, erano adiacenti. Quindi qui stiamo parlando di Parco Saurino, che numero, scusi, per comprendere, visto che ce ne sono 1 e 2 stavano vicino, la 2 per quanto riguarda lo smaltimento e la 1 per quanto riguarda la messa in sicurezza. E lei cooperò per queste attività specifiche in quel periodo? No, io ho operato soltanto per lo smaltimento. Per la prima sono a conoscenza dei vari passaggi, perché comunque essendo con Michele Orsi e con Peppe Valente e il direttore, insomma, che ci incontravamo spesso, l'architetto di Bias, si parlava anche, oltre alla questione dello smaltimento nella Parco Saurino 2, si parlava anche dell'aggiudicazione della gara, perché si stavano preparando alla gara per la messa in sicurezza della Parco Saurino 1, che poi la doveva vincere Michele Orsi con la Socom. Senta, mi scusi, lei ha riferito a proposito dei comuni sui quali ha operato per Eco4, su cui lei ha partecipato, quindi i primi affidamenti da parte dell'Eco4, Soccobrero Castelvolturno, mi ha detto, Sessaurunca? Sessaurunca, non voglio, oltre a Mondragone ce n'era uno che mi sto ricordando adesso, era Bellona,
era gestito da due ragazzi, due fratelli, era un piccolo comune, eppure pure là ci siamo interessati al passaggio per l'inizio lavoro, proprio era la parte che poi non ho seguito più perché me ne sono allontanato. Comunque era Castelvolturno, Sessaurungo, Mondragone e Belluna. Cancello Arnone ha avuto dei ruoli, lei, oppure no? Nel periodo quindi dei... Sì, a Cancello Arnone abbiamo avuto un problema perché all'epoca era il sindaco Ambrosca, se non mi sbaglio, e comunque si rifiutò di affidare il servizio alla società, ai fratelli Orsi, perché riteneva che era molto oneroso, per cui non vedeva nessuna utilità, anche se era previsto da quello che erano le emergenze in Campania per i rifiuti, che il servizio non doveva essere più svolto da privati ma bensì da consorzi pubblici misti, privato e pubblico. Lui disse: a me non interessa, io non posso affidare il servizio ai fratelli Orsi pagando il doppio di quello che pago adesso come servizio. Ricordo questo ci fu un particolare, e che comunque con i fratelli Orsi ci siamo interessati al commissariato di governo affinché Giuliano Facchi in quel momento facesse una missiva al comune di Cancello Arnone affermando che il servizio non poteva essere affidato ad un privato ma bensì ad un consorzio, per cui il comune di Cancello Arnone era obbligato a pagare a passaggio con il consorzio e pagare magari il doppio di quello che era il suo costo iniziale. Ricordo che il sindaco Ambroschi in quel periodo non era favorevole, però fu fatto un intervento dal commissariato di governo affinché cambiasse idea per questa cosa, cioè arrivasse una missiva obbligando l'amministrazione comunale ad affidare il servizio direttamente alla società mista. E senta, mi scusi, lei sempre per quanto riguarda le relazioni col commissario di governo ha avuto rapporti diretti, parlo di lei, diretti, con qualcuno per rapporti che riguardavano l'Eco 4? Me lo ricordo adesso in questo momento. Ha conosciuto Bovier? L'architetto Bovier, sì, perché adesso se ricordo, l'architetto Bovier era il tecnico del commissariato per la raccolta differenziata, cioè per stilare progetti per quanto riguarda la raccolta differenziata. E si è relazionato con lui nell'interesse di Eco 4? Non me lo ricordo sinceramente, ricordo che c'è stato qualche passaggio ma in questo momento non me lo ricordo. Perché nell'interrogatorio del 18 giugno 2008, prendo in esame il trascrittivo, pagina 15, lei ha dichiarato, leggo la parte di interesse, se lo sa ma può essere che non se ne sia a conoscenza, qual era l'accordo, l'intesa? Bovier e Facchi ingiungevano da quello che le dice ai comuni di fare il servizio con Eco 4? Lei risponde sì. Chi glielo ha detto? Lei ha visto i provvedimenti? Io non ho visto il provvedimento, risponde. Quindi chi glielo ha detto? Lei ha parlato mai con Facchi? No, con Bovier sì. Con Facchi no, ma con Bovier sì. Di cosa gli ha parlato? In diverse occasioni. A quale proposito? Ho parlato del comune di Castelvolturno, ma sul consorzio, su Caserta 4, quando veniva a Castelvolturno, parlavamo io, De Biasio, lui, Peppe Valente. Poi gli ho parlato anche a Giuliano, per altri fatti. Parliamo del Bovier con cui tratta come Eco 4. Lei risponde, De Biasio faceva esplicita richiesta come direttore del consorzio al commissariato, e il commissariato rispondeva, richiesta di cosa? Per il servizio che un comune magari, come nel caso di Cancello Arnone, non voleva affidare, perché dovevano affidare il servizio al consorzio. Chiedeva che il commissariato facesse qualcosa perché il servizio fosse affidato all'Eco 4? Affidato al consorzio. Bovier che diceva in relazione a quello che gli veniva richiesto? Che doveva fare il servizio il consorzio, era obbligato il consorzio ad eseguire il servizio al comune, era un obbligo del consorzio, anzi era il consorzio che non poteva rifiutarsi. Ma il comune rifiutava? No, il comune non si poteva rifiutare. Secondo Bovier era vincolante? Sì, doveva per forza.
Lei parlò direttamente con Bovier di questo. Sì, stavamo facendo una riunione vicino al commissario di polizia dove stavano gli uffici dell'Eco 4 di Caserta 4. Capì che Bovier, che lei mi conosceva Bovier. Cosa sapeva del suo ruolo nell'Eco 4? Che era un responsabile dell'Eco 4. Agli occhi di Bovier lei era un responsabile dell'Eco 4, certo. Come si è presentato? Come Gaetano Vassallo. Ma mi conosceva già dai rapporti miei personali con Avallone, certo che mi conosceva. Fermo questo passaggio, sì, perché mi conosceva già comunque per la questione della messa in sicurezza tramite con Toni Marotta e l'ingegnere Avallone, l'architetto Avallone. La conosceva dai tempi della discarica Nuovo Ambiente? Sì, Bovier stava con noi ed era parte della commissione per i sopralluoghi per la messa in sicurezza della nostra discarica. Parlava come commissariato di governo, parlava con il nostro direttore dei lavori, Avallone, Maurizio Avallone. Sì, allora questo lei già la conosceva per Nuovo Ambiente in un periodo precedente a questo? O stiamo parlando in un periodo coevo? No, precedentemente a questo rapporto per la bonifica e per la messa in sicurezza. Quindi lei con Bovier, io le ho letto quello che lei ha dichiarato in questo interrogatorio, conferma questi dati, se può darci delle indicazioni specificative? Confermo questi dati, sì, adesso che avete letto il verbale lo confermo. Quindi praticamente il commissario di governo disponeva che il consorzio eseguisse in modo obbligava i comuni ad affidare il servizio di raccolta e smaltimento a consorzio. E scusi, che c'entrava l'Eco 4 rispetto all'obbligo che aveva il consorzio CE4, visto che l'Eco 4 era una società diversa? Se lo sa, ovviamente. Eco 4 e Caserta 4 era una società, era il braccio operativo, per cui non si esponeva all'Eco 4, ma il problema era società pubblica, cioè era consorzio ed Eco 4, per cui era indirettamente all'Eco 4. Ah, quindi direttamente al CE4 e indirettamente all'Eco 4. Sì, è perché l'Eco 4 era il braccio operativo, cioè l'operazione era indirettamente al consorzio, ma il beneficiario era l'Eco 4. Senta, lei ha avuto... Lei ha già parlato, mi scusi, una domanda diversa, sempre in relazione alle domande della difesa. Mi sono state fatte molte domande in relazione alle sue denunce precedenti al periodo collaborativo, parliamo quindi delle denunce per le estorsioni da lei patite quando ancora non era collaboratore. Lei denunciò anche Guida Luigi per estorsione? Sì. E senta, il periodo più o meno qual è quello in cui si determinò a denunciare Guida Luigi per estorsione? Non me lo ricordo con esattezza, ma prima della collaborazione, un periodo, se non voglio sbagliarmi, qualche annetto prima. Stiamo parlando del 2008, inizia a collaborare aprile 2008, stiamo parlando... No, è prima del 2008, sarà 2007. Sarà l'anno prima, sarà sicuramente l'anno prima, ma ricordo che era il periodo di agosto, perché uscì anche un articolo sul giornale, io mi trovavo a Baidomizia con l'avvocato Giovanni Cantelli, si parlava di un imprenditore che aveva denunciato eccetera eccetera, io ne parlai anche con l'avvocato Giovanni Cantelli di questa cosa e dissi quell'imprenditore sono io perché io l'ho denunciato. E la risposta che mi fu data dall'avvocato dice non ti preoccupare perché comunque lui già sta collaborando con la giustizia, quindi non dovresti preoccuparti della denuncia. Senta, lei prima di denunciarlo aveva ricevuto autorizzazioni da parte di qualcuno a denunciarlo? Me l'aveva detto il Puffo di denunciarlo, c'è tanto sull'uomo Ananz. Puffo sarebbe? Bidognetti. Bidognetti? Un figlio cicciotto. Il secondo figlio? Il secondo, sì. Puffo sarebbe Raffaele. Raffaele.
Quindi Guidonetti Sì, Raffaele... perché il primo si chiama Lelluccio, il secondo è Raffaele. E senta, mi scusi, perché si rivolse a lui e lui cosa gli disse? Così ce lo togliamo dai piedi, lo vorrei capire bene. Perché comunque già aveva manifestato collaborazione, per cui in quel periodo il guida avesse già fatto delle affermazioni e poi aveva ritrattate, per cui già non era affidabile più a quello che erano, cioè non era più affidabile, per cui dice denuncialo, tanto non ti preoccupare, non succede niente. Quindi Ce lo togliamo davanti. Era già stato arrestato dunque Luigi quando lei lo denunciò per estorsione? Sì. Al di là della richiesta di autorizzazione a farlo che Guidonetti Raffaele le diede, erano veri i fatti che lei denunciò? Sì, lo denunciò al commissariato di Castelvolturno. Senta, ha mai sentito parlare della società Impregeco di Valente Giuseppe? Io ho sentito parlare. E da chi e quando? Sente, Vassallo sta pensando? No, avevo risposto, sì, ne ho sentito sì, parlare. L'ho chiesto da chi e quando? E in che senso? Questo non l'avevo sentito, sinceramente, ma non me lo ricordo, dottore. Non ricordo da chi? No, non me lo ricordo. Senta, ha mai saputo di ambasciate, rivolte indirizzate a politici da parte di Ditella Antonio? Non me lo ricordo, dottore. Presidente? Sì, un attimo. Presidente? Sì, Vassallo, dica. Posso parlare un attimo con il mio avvocato, per cortesia? Sì? Ma aspettiamo prima che finisce il pubblico ministero. Vuole parlare prima o... Io non ho finito. Il motivo era proprio questo, che sinceramente non ce la faccio più. Sto scoppiando, la testa mi fa male. Non comincio più. Presidente, io mi fermo, visto... Non avrei molte altre domande, però vista la situazione mi fermo. Va bene. Va bene, allora mi fermo. non c'è problema. Allora, non dovrebbe essere completato, però avrei pochissime domande, però se risponde ovviamente che non ce la fa più, io non vado oltre, chiaramente. Cerchiamo di finirla così, anche nel rispetto del Presidente, per carità. Cioè, se deve prolungare, non ce la faccio più, sinceramente. Io chiederei Facciamo... un eventuale aggiornamento. Non voglio sottrarmi a quello che sono i miei impegni, per carità, però... lei è testimone, quindi ovviamente se è stanco è comprensibile, quindi non faccio altre domande. No, voglio continuare, per capisco carità, la sua così... intenzione, però, Presidente, probabilmente avrei delle altre domande, però a questo punto valuto se arrestare qui comunque l'esame, per cui eventualmente facciamo così. Devo verificare un attimo, proseguirei io naturalmente, però probabilmente sono domande che non sono decisive o particolarmente rilevanti e quindi a questo punto per me l'esame diciamo, cioè deve fare un'altra richiesta eventualmente per completare? No, diciamo che non lo chiudo formalmente il riesame, però
è possibile che non abbia necessità di riesaminarlo Sì, ancora. appunto, Però non lo dovrebbe chiudo fare una totalmente. espressa richiesta. No, senza espressa richiesta, non lo voglio chiudere. Non intenderei chiudere. Ho capito, esatto. non lo vuole chiudere, però voglio dire, poi dopo ci farà sapere Sì, se esatto, Presidente. dobbiamo convocare di Esatto, nuovo sì, sì, Vassallo. in questo senso sì, è chiaro. Certo. Va bene, allora possiamo autorizzare l'interruzione del collegamento.